saranno state le 2 passate e così di punto in bianco che aveva cominciato a piovere, è venuto a grandinare e nel giro di pochi secondi si è alzata una folata di vento allucinante che io ero anche sopra sul palco, ho cominciato a sentire venire giù cose che il mio collega ci ha chiamato tutti giù perché dalla vetrata qui davanti ha visto proprio il coperto volare via. E ci siamo riparati sotto gli scaffali così perché pensavamo che venisse giù tutto a un certo momento, perché proprio c'era il vento, era una forza spaventosa. San Fior, via Pomponio a Malteo, in pochi istanti una tromba d'aria ha spazzato via come fosse di carta il tetto del capannone che ospita la Cravedi, ricambi auto e veicoli industriali, e la Piave SRL servizi per l'edilizia. Le lamiere ed il materiale isolante sono sparsi nel raggio di un centinaio di metri. I dipendenti erano al lavoro, per fortuna non si registrano feriti né tra i lavoratori né tra i passanti. Fortunatamente eravamo tutti al sicuro e qui non passava neanche nessuno, che di solito è sempre un via vai di gente. Che anche la chiesa ha fatto un po' da paravento, perché se volavano queste lamiere in mezzo alla strada, che passava qualche macchina, poteva succedere qualche bel disastro. Sul posto è subito arrivato anche il proprietario dell'immobile. Ingenti i danni causati dalla tromba d'aria allo stabile. Cos'è successo? Qua ci sono danni? La tromba d'aria ci hanno avvisato mentre eravamo a pranzo, come vedete si è scoperchiato tutto, è stato tolto il tetto su un capannone di 1500 metri e adesso stiamo cercando di intervenire in modo di garantire le persone che sono dentro, che la merce che sia dentro non venga danneggiata. Stiamo programmando un intervento immediato per mettere in sicurezza l'immobile e poi adesso vedremo. Noi abbiamo per fortuna una copertura assicurativa e quindi, cioè, al di là che è dovuto, che dobbiamo garantire i nostri inquilini che possono lavorare, noi faremo la nostra parte. Erano verso le 14, stavo andando al lavoro e c'era vento, non pensavo così, ho visto volare un ramo, ho guardato verso sinistra per sorpassarlo, ho visto che l'albero cadeva, ho frenato, in quel momento è caduto l'albero, ho lasciato la macchina e sono scappata. Manca qualche minuto alle 2 quando in pochi attimi si scatena l'inferno, raffiche di vento fortissime spazzano Conegliano e decine di alberi piombano al suolo. Qui siamo in viale Spellanzone, un grosso albero sradicato dalla furia del vento cade centrando prima una Mercedes parcheggiata, poi l'auto della signora Monia alla guida. L'impatto con la Mercedes, finita quasi completamente distrutta, ha attutito l'urto con l'utilitaria che altrimenti avrebbe schiacciato la donna. Al momento cosa ha pensato? Io non ho pensato, io ho preso paura, sono uscita, non sapevo, ho lasciato tutto in macchina e sono andata in un negozio qui vicino a chiedere un numero di telefono perché non avevo il telefono con me per chiamare mio marito, sinceramente. E niente, ho preso paura, ho capito dopo cosa ho rischiato. È andata bene così? Sì, è andata bene così. Le macchine rifanno ancora, persone no, perciò va bene così. Paura anche in via Kennedy, qui il vento ha sradicato alberi ed un palo della luce. Io ero dentro e quando ho sentito, mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava, tromba d'aria o d'acqua, ho abbassato le tapparelle. Quando le ho rialzate, dopo quando ha smesso di piovere, è andato via il vento, e mi sono accorto del disastro. Disintegrato dall'impatto con un grosso albero il tetto di questa Toyota Aygo, dentro c'è pure il seggiolino di un bimbo, poteva davvero essere una tragedia. Il palo della luce e per fortuna è andato a finire da quell'altra parte della strada, altrimenti avrebbe tranciato completamente la macchina se cadeva in quella direzione. È stato il vento è stato fortissimo perché gli alberi erano completamente piegati. Impressionanti le immagini dall'alto. Ho sentito un grosso colpo e l'albero che si è proprio strappato e un gran tonfo e in effetti deve essere stato il lampione che si è proprio rovesciato, forse è stato l'albero a spingerlo, non lo so, so che era un vento tremendo. Lei che cosa ha pensato in quel momento? Ho tanta paura. Mi sono messa a piangere. Un miracolo che nessuno si sia fatto male. Si può mettere un cielo alla Madonna, veramente, perché non è successo proprio niente. Un miracolo? Un miracolo proprio, perché se era il periodo della scuola con i ragazzi sarebbe successo un disastro, perché di fronte abbiamo le scuole di liceo scientifico.
E ringrazio veramente i miei graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Vincenzo Clarizia, meteorologo, grazie di essere qui. Grazie, come Mirella. mai gradito questa mattina per capire cosa sta succedendo, che prevenzione si può fare, cosa dobbiamo dire, ma saluto anche tantissimo Egle Possettini, Presidente Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi. Grazie Egle di essere qui, veramente ti ringrazio di cuore, perché bisogna anche ricordare la storia, e storia non va dimenticata, soprattutto quando c'è la mano dell'uomo, ecco, e dobbiamo ricordarlo questo. E saluto anche Stefano Bertomoro, Presidente Coordinamento Nazionale Disturbi Alimentari dei Colli Euganei. Grazie anche a lei, Presidente, di essere qui con noi. Allora partirei proprio da Vincenzo Clarizia. Cosa sta succedendo? Veramente siamo molto preoccupati. Sì. Che prevenzione si può fare? Se si tagliano gli alberi non si possono tagliare, se non si tagliano questi alberi poi secolari che abbiamo in tantissimi viali, in tantissime zone, sono pericolosi. Ecco, molto tempo fa si diceva non si può prevedere, lei invece mi sta spiegando si può prevedere, ma al massimo mezz'ora prima. Sì. Ed è già un successo. Prego Clarizia. Sì, intanto buongiorno. Grazie Mirella per avermi ospitato nuovamente nella tua trasmissione. Purtroppo, come avevo detto anche nelle ultime volte che ci siamo visti, questi eventi estremi stanno aumentando di frequenza e il periodo estivo è fioriero di questi eventi, proprio perché c'è tanta energia in gioco, il mare, il surriscaldamento del mare e anche delle temperature, e provoca questi fenomeni che poi vediamo, come nelle immagini che abbiamo visto, provocano dei danni ingenti alla popolazione. La prevenzione ci può essere, però purtroppo questi eventi, essendo così improvvisi, non si può andare oltre i 20 minuti, mezz'ora nelle previsioni. Io con i canali di allerta che ho con WhatsApp sono riuscito ad allertare proprio nel pomeriggio di 2 giorni fa la gente di Conegliano, San Fior, la gente della Pedemontana, appena 20 minuti, mezz'ora prima. Si vedeva il fronte arrivare, poi l'energia in gioco è tanta, ripeto, le folate di vento hanno superato i 120-130 km/h in alcuni casi, e poi sono delle raffiche di vento orizzontali. Ecco perché a volte non è proprio la tromba d'aria, è proprio il vento che è orizzontale, quindi come una sega. Gli alberi, che purtroppo abbiamo tanti alberi secolari, sono abbastanza robusti, quindi la chioma d'estate è folta perché è piena di verde, e quindi questi vengono, diciamo, abbassati così tanto dal momento in cui non ce la fanno, vengono flessi. Vediamo anche le immagini, guardate, vediamo bravo il nostro regista Ettore Morao. Vedete, questa non è proprio la tromba d'aria, sono delle folate di vento lineari, si chiamano orizzontali, che fanno sì che gli alberi si abbassino in questa maniera. Però Clarizia, cosa potremmo dire agli addetti ai lavori? Perché bisogna anche capire che in qualche modo si dovrebbe intervenire. Certo. Perché veramente sono situazioni che quasi quasi, quando vedi questo nero, è meglio stare a casa o a riparo, non mettersi in strada, perché non sai cosa può capitarti. Abbiamo sentito quella donna miracolata. Cos'è la prevenzione per un meteorologo? Sì, allora, i temporali di oggi non sono come i temporali di 20 anni fa. Quindi quando vediamo oscurarsi il cielo in quella maniera, soprattutto con quelle tinte sul viola, violaceo, lì vuol dire che c'è anche della grandine. Quindi quando vediamo arrivare questo tipo di nuvolosità dobbiamo cominciare a metterci a riparo, evitare i luoghi all'aperto dove ci possono essere degli alberi, dove ci sono delle tensostrutture tipo quelle delle sagre, o quelle che magari sono abbastanza fragili, e trovare dei luoghi sicuri. Il luogo sicuro per eccellenza è la propria abitazione. Anche in auto bisogna fare attenzione, soprattutto le nostre strade del Veneto sono circondate, no? Tutte da alberi secolari, quindi cercare sempre dei luoghi sicuri, delle stazioni magari di servizio, delle zone dove potersi mettere a riparo, perché poi questi eventi sono talmente improvvisi che magari uno non se ne accorge, nel giro di 5-10 minuti possono creare, diciamo, dei macelli in giro. Adesso però io vorrei andare a Trieste, questo sopravvissuto del Ponte Morandi, tante vittime innocenti, chi andava al lavoro, chi andava in vacanza, famiglie a casa incredibilmente impaurite di quello che stavano sentendo.
però purtroppo poi c'erano i morti. Andiamo a ricordare anche oggi questa tragedia che potrebbe essere stata evitata se qualcuno si fosse deciso a capire che c'era qualcosa che non andava da tempo e che era stato segnalato. Andiamo a sentire e a vedere. Nessuno ha detto niente, non hanno fatto nulla, hanno firmato un'autocertificazione e poi purtroppo 8 anni dopo sappiamo quello che è successo. Sì. Tu mi hai svelato che non avevi seguito nulla, non sapevi nulla. No, perché hai cancellato? Cosa hai fatto? No, hai ho resettato? cancellato, nel senso la vita va avanti, quindi ho altre cose più importanti da fare che seguire una cosa che secondo me comunque non finirà in niente, sinceramente. Quindi, tu dici? Sì, quindi come non mi sorprendo di quello che mi hai raccontato, che era una cosa che risaputa già dal 2010 e quindi purtroppo in Italia, come tutte le cose, deve sempre scapparci il morto, in questo caso 43. È ancora molto provato a distanza di quasi 5 anni, tanto da non seguire più la vicenda sui media. Federico Cerne, il fisioterapista triestino superstite del crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, è quasi riluttante a commentare la dichiarazione di Gianni Mion, ex amministratore delegato di Edizione, la holding della famiglia Benetton, che davanti ai magistrati ha detto: il ponte aveva un difetto originario di progettazione ed era a rischio crollo, lo sapevamo tutti fin dal 2010. Sì, però un conto è sapere, no? Cioè questo, certo. Cioè, quando, però, se io ti dico sapevano e non hanno fatto niente, tu cosa dici? Mi viene spontaneo dire che gli interessi economici vengono sempre messi davanti alla sicurezza in questo caso, ma anche alla salute delle persone. Io magari adesso ho la fortuna che te lo posso raccontare, posso esprimere il mio pensiero. Ci sono altre 43 persone che non possono fare la stessa identica cosa. Tra l'altro appunto lui avrebbe detto non ho parlato, non ho detto niente, forse per paura, non ci siamo resi conto, o avevo paura di perdere il posto di lavoro. Questo ha detto Mion anche. Che pensi? Che io per fortuna ho un'altra etica e quindi magari a questo punto sono io quello sbagliato, perché se tutti ragionano così... Mi auguro di no. Lo spero anch'io, ma ne sono convinto. Lungo e complesso è stato il percorso riabilitativo del 39enne triestino, che da allora ha subito ben 10 interventi per gli effetti della caduta, dalla quale si è salvato insieme all'allora fidanzata Rita Giancristofaro. E ancora oggi di quel terribile incidente Federico Cerne non ricorda nulla. Cioè che pensiero hai avuto? Che ho avuto fortuna, perché se ho saputo, anche lì l'ho saputo 5 giorni dopo, perché mi ricordo che ho chiesto a mio papà come va, mi ha detto bene, sta arrivando Mattarella. La prima domanda che io ho fatto: per me viene Mattarella? Cioè, mi fa no, per i funerali di Stato, perché ci sono stati 43 morti. E allora lì ho capito, è un incidente, allora è importante. Mamma mia. Allora io, Egle Possettini, ti chiedo veramente grazie di essere qui per ricordare quello che è successo, queste vittime innocenti. Ecco, poi mi domando se bisogna proprio fare il testamento per decidere noi se dobbiamo vivere o morire, se poi qualcun altro decide sulla tua pelle, chi se ne frega. A distanza di tempo, Egle, cosa vuoi dire? Prima si parlava con Clarizia e si continua a investire su dei ponti, ad esempio in Sicilia questo ponte, che detta degli esperti pericolosissimo proprio per la posizione dove dovrebbe essere costruito, eppure gli esperti a qualcuno non contano, non se ne infischiano. Bisogna guardare il business, bisogna guardare qualcos'altro. Cosa vuoi dire, Egle, questa mattina? E ti ringrazio veramente, ma il ricordo era dovuto da parte mia e da parte di Sveglia Veneti. Grazie per insomma averci invitati comunque. Io rappresento altri parenti del comitato che hanno deciso invece di andare avanti nella battaglia, perché io capisco questa persona che ha avuto un trauma ed è sopravvissuto per sua fortuna, però noi che abbiamo perso 43 persone non possiamo restare in silenzio, ed è quindi il senso della battaglia. Noi pensiamo che si debba arrivare alla verità, ed è per questo che continuiamo a lottare con fatica, perché come ben immaginerai, come immagineranno i telespettatori, non è semplice andare avanti emotivamente, però sicuramente c'è tanta strada ancora da fare. Al di là del processo, come dicevi giustamente, bisogna
che si faccia un lavoro capillare. Prima di fare infrastrutture nuove cerchiamo di avere perfettamente conservate e sicure quelle esistenti, perché come voi avete visto dopo la tragedia del Ponte Morandi hanno iniziato a fiorire cantieri dovunque. Perché fino a quel momento il concetto di sicurezza era a livelli bassissimi. Il cemento è eterno, anche tante panzane che sono state, come dire, propinate negli anni, ma queste infrastrutture di cemento armato, queste infrastrutture hanno bisogno di costante manutenzione. Sono come le persone, quando si invecchia tutti noi dobbiamo avere più cura di noi, non è come quando abbiamo 20 anni, e questo riguarda anche questi materiali. Qui c'è stato, per questioni di interessi economici, la volontà di non fare quello che sarebbe dovuto essere fatto. Si conosceva lo stato del ponte, prima di noi sapete benissimo che è successa la strage di Avellino, il processo ad Avellino è terminato e in Cassazione ci sono state le condanne. Quindi questo è già un primo monito, purtroppo anche lì 40 morti, è stato un primo monito per dire le cose non sono state fatte per bene. La salute dei cittadini deve essere avanti al reddito, anche se è chiaro che deve esserci un ritorno economico per chi fa un investimento, ma non, diciamo, improponibile, un ritorno economico corretto e giusto. Grazie Egle. Adesso vado a salutare Stefano Bertomoro, Presidente Coordinamento Nazionale Disturbi Alimentari. Bisogna avere rispetto di se stessi, specialmente poi magari anche invecchiando, come dico io diversamente, giovani che devono sapere, ecco, come nutrirsi, come mangiare. Però mi viene da sorridere, Presidente, quando dicono bisogna condire con l'olio extravergine di oliva, si dà tu i soldi che lo prendo, no, perché veramente io ho un banco alimentare, lei sorride, mi viene da piangere, sono disperata, no, perché non c'entra assolutamente niente esatto, su questo tema qua. Ma a parte quello che arriva anche dalle ditte, dolci, io ho tantissimi dolci, ma io non posso dare una borsa di dolci, specialmente a queste persone che vengono ai banchi alimentari, non solo io, dobbiamo dare una borsa veramente del cibo veramente che faccia bene. Ecco, eppure la situazione è molto grave, si continuano a buttare via tonnellate e tonnellate di cibo e poi noi vediamo questi risultati. Come vede lei la situazione, Bertomoro? Ma io tratto i disturbi del comportamento alimentare che è una malattia. Parliamo di una malattia che non nasce dalle merendine, tanto per farci capire, per entrare nel tema corretto. Nasce da una malattia, da un problema mentale, è un problema della salute mentale, e quindi diciamo che più che le merendine sono gli smartphone che aiutano a costruire, ad aiutare queste malattie, perché c'è poca ricerca, ogni anno 3.000 persone muoiono di disturbi di comportamento alimentare, e secondo me è importante investire nella ricerca e dare contributi perché si possa in quanto meno cercare di avvicinarci a capire bene perché questi problemi neurologici si inneschino nella mente dei giovani e dei ragazzi. Ovviamente anche una sana e corretta alimentazione è importante, tant'è che ci sono anche malattie però purtroppo che sono dovute all'esagerazione anche della sana alimentazione. C'è la vigoressia, ci sono tanti altri tipi di malattie che stanno esplodendo in questi anni, che ci portano all'estremizzazione di tutto, perché purtroppo al giorno d'oggi bisogna avere prestazioni, i ragazzi devono essere sempre eccezionali, essere sempre i primi, e invece bisogna anche accettare il no, la sconfitta, cercare di capire che delle volte anche i genitori, se dicono di no, aiutano e danno un limite e anche una protezione. Ripeto, i disturbi di comportamento alimentare è una cosa molto complessa e noi stiamo lavorando anche con coordinamento nazionale col Ministero, cerchiamo di, insieme a un'altra associazione, rappresentiamo 40 associazioni in tutta Italia,
e cerchiamo veramente di dare un contributo importante per curare questa anorossia, la bulimia e tante altre malattie. Io direi il ruolo della famiglia, della famiglia è determinante. Presidente, mi sente? No. Presidente, Sì, mi sente? Devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Io aggiungerei anche l'obesità. Io ho tantissimi pediatri che mi raccomandano di parlarne sempre di questa cosa, perché anche questo influisce molto. Io vedo anche, raccontavo che mi è capitato, ho fatto un esempio di questa bambina cicciottella, abbastanza direi, dove la mamma gli ha preso un gelato enorme. Cioè io ho guardato sta mamma e ho guardato la bambina e la mamma era obesa. Il papà era infatti obeso. bisogna andare nelle scuole a parlare di corretta alimentazione. Per me è una malattia, Presidente, di genitori, questi qua che non riescono a capire che stanno veramente facendo del male. Ma noi andiamo nelle scuole a insegnare ai professori e facciamo anche incontri con i familiari nei comuni, con la Croce Rossa eccetera, proprio per cercare di informare la popolazione di queste possibilità, troppo cibo, poco cibo, l'approccio al cibo in maniera errata, come giustamente dice lei. Quindi questi ragazzi non possono mangiare interrottamente una montagna di schifezze, ma anche perché, Presidente, cercare di mangiare in maniera corretta. Presidente, quindi, mi sente? Io penso che quando un bambino inizia fin da piccolo ad avere tutto questo, diciamo, ben di Dio a disposizione, poi anche a livello psicologico è difficile toglierlo, Perché il gelato, lui non accetta più la pallina, vuole il gelato con 4 palline, vuole le patatine perché ha sempre mangiato le patatine. Poi guardate le patatine fritte, voi andate a vedere anche adesso, ecco, nelle sagre, cosa vedete soprattutto di patate fritte, chiunque, ma non una porzione, 5-6 porzioni. È la quantità, che mi Esatto, allora capisce che uno va fuori di testa veramente, non è colpa del bambino, cioè cominciamo a capire che questi genitori cominciano veramente, non tutti, ce ne sono anche di bravi, ci mancherebbe, non voglio sparare nel mucchio, però ci sono certi genitori che dovrebbero andare a scuola, iniziare proprio a fare l'asilo, le elementari, le medie, crescere, perché è una cosa, un disastro veramente, ma un disastro. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. E ora parliamo del tempo. Io avevo una vita, 60 anni con le barche, ho fatto trasporti con le barche. Da Mestre andavo a Venezia con barche da 200 quintali. Il tempo lo conosco benissimo. Quando che era vento andavamo da San Giuliano, da Mestre andavamo a San Giuliano a vedere dove che tirava il vento per sapere da che parte dovremmo andare. Ma adesso vedo che mi ha fatto i capannoni con le armiere sopra, i ancorai, mica le barche. Quando andavamo via che pioveva, che era tempeste, i gaimo col teon perché non si bagnasse la frutta e la verdura, no. Ma se piavigavi il mare, se smonava una corda, il tendone, che era 15-20 metri, e faceva via, no? E faceva via e te buttavi intera le stive della roba. Bisogna avere una confianza del cervello per il tempo, perché il tempo brutto così sempre sta, non è solo che adesso è il mare grande e l'acqua grande, cosa di queste robe, deve sempre sta. Solo che dopo quello che dice adesso è colpa nostra, no, è gli alberi. Ma come? Abbiamo paura di tagliare un albero su un viale e poi ne taglia 10 mia in montagna per fare una pista da sci. È una vergogna. Ma perché avevo da fare queste robe? E le robe, tutte robe sbagliate. Una volta, i vecchi di una volta, che aveva il cervello, sapeva cosa fare, per la piova, per il vento, a proteggersi, come che adesso la tempesta rovina tutto. Anche sui vigneti una volta, che parlo di 60 anni fa, i cannoni sparava sulle nuvole perché non venisse la tempesta. Erano organizzati. Veloce Rinaldo, vai! Va bene, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi occhi. Grazie, abbiamo sentito. Rinaldo si sparava con i cannoni, ma serviva, Carizia cosa ci dice? Purtroppo sì, era una pratica che ancora adesso alcuni la usano, però non è efficace come dicono, diciamo. Gli eventi sono diventati troppo estremi, troppo forti, anche nel cannone antigrandine non servirebbe, diciamo, a
a placare questa energia in gioco. Come diceva il signor Rinaldo, effettivamente lui ha ragione, nel senso che una volta si dava un po' più, c'era un po' più di cura anche nel saper tenere, mettere in sicurezza. Cioè, una volta c'era un occhio di riguardo in più. Quando arrivava il brutto tempo si preveniva in maniera un po' più pratica. Adesso si è un po' più così alla buona, c'è meno responsabilità secondo me. Andiamo a vedere anche questo video che ha portato il dottor Clarizia, video storie, poi lo commentiamo. Dopo aver visto questo video, che ringrazio Clarizia, però dobbiamo fare gli auguri alla mamma di Clarizia, a mamma Anna. Prego, certo. Clarizia. Allora io ne approfitto del mezzo pubblico per formulare gli auguri di buon compleanno a mia mamma. Vive a 1000 chilometri di distanza, vive a Ostuni, nella Città Bianca, e quindi oggi è il suo compleanno e gli faccio migliori auguri di buon compleanno. Non se l'aspettava perché non sapeva neanche che fossi in trasmissione, sarà una sorpresa gradita. E anche noi facciamo tanti auguri a mamma Anna, grazie. Veramente grazie Anna per questo ragazzo che hai cresciuto con tanto amore, ecco, nel rispetto di se stesso e degli altri, anche con questo lavoro che vuol dire molto, perciò tanti auguri Anna. Allora adesso andiamo anche a vedere però quello che è successo purtroppo col Ponte Morandi. Io voglio ricordare, non si possono dimenticare 43 vittime su un colpo solo in pochissimi minuti. Andiamo a vedere Conte Mion, Ponte Morandi, poi sentiamo cosa dice Egle Possettini. Del tutto prive di riferimenti oggettivi e riscontrabili e rese da un soggetto che all'esito dell'esame si è dimostrato inattendibile, mentre i difensori degli imputati al processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova bollano così le dichiarazioni dell'ex AD di Edizione Holding Gianni Mion, la missione del manager secondo cui già dal 2010 si sapeva che il manufatto era a rischio crollo ha prodotto l'ennesimo duro contraccolpo per la famiglia Benetton. Nessuna dichiarazione da Alessandro Benetton, tornato al timone di Edizione nel gennaio 2022. In quell'occasione, così come nei successivi eventi pubblici, più volte aveva ribadito che quel dramma peserà per sempre sulla famiglia di Ponzano, aggiungendo: avremmo dovuto chiedere subito scusa. Sono stati fatti degli errori e alcuni molto gravi, e non sto parlando solo del Ponte Morandi. Quella è una tragica conseguenza che peserà per sempre. Gli errori sono stati fatti prima, quando si è scelto di dare troppe deleghe alle persone sbagliate. Le parole di Mion, ripetute fuori dall'aula di fronte ai cronisti, hanno scosso non solo l'opinione pubblica ma anche il mondo politico. I contenuti di quelle poche righe sono inquietanti, però io credo che bisogna stare anche in questo caso attenti ad avere reazioni scomposte. Io non giudico, certo sono frasi che aprono a una serie di riflessioni e ritorna sempre
mi ritorna sempre in mente una parola che però è la caratteristica principale dei sindaci veneti, che è responsabilità. Ospite del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli, a Focus l'ingegnere, architetto e docente padovano Enzo Siviero si è detto dubbioso che ci fosse una reale consapevolezza della possibilità di crollo di un ponte ben progettato, dice, ma in realtà, come si è visto poi, mal eseguito. Che oggi il Mion se ne esca con questa cosa mi sembra più quasi una specie di processo catartico. Lui evidentemente si è reso conto che allora c'era questo problema. Non credo francamente che se si potesse immaginare che il rischio crollo fosse effettivo e imminente non avrebbero preso decisioni. Bisogna essere folli per pensare a una cosa del genere. Io credo che sia stato un po' sottovalutato. Del resto avevano già predisposto un progetto di sistemazione complessiva, solo che ci ha messo un qualche anno per essere approvato. Si tratta di un groviglio complessivo di responsabilità nella quale tutti sono colpevoli quantomeno di negligenza. Allora, Egle Possetti, cosa dici di queste parole a distanza di tempo, soprattutto dopo il ponte? Abbiamo visto, come hai detto tu, gru di tutto e di più, poi all'improvviso è sparito tutto, come se i ponti si fossero messi in sicurezza da soli. Io non sono mica convinta che siamo così sicuri. E secondo te cosa diresti a Giorgia Meloni, che insiste col ministro Salvini di fare quel ponte in Sicilia? Prego. Allora, innanzitutto permetti, Mirella, che dica solo due parole su quello che ha detto il dottor Siviero, perché c'era una consapevolezza del rischio su questo ponte, la consapevolezza era certa. Poi è chiaro che nessuno volutamente lo ha fatto cadere, anche perché hanno avuto delle, diciamo, conseguenze notevoli. Però che non ci fosse notizia della gravità della situazione non è assolutamente vero. La notizia della gravità della situazione c'era, ci sono i documenti. Poi è chiaro che le parole di Mion, come dire, hanno un po' un effetto della serie cerco di togliermi un po' il peso che ho, no? Lui che aveva insomma un ruolo importante nella società. Però al di là di quello si aveva contezza delle gravissime problematiche del ponte, questo non lo possiamo dimenticare. In un modo o nell'altro c'era una coscienza. Per quanto riguarda i ponti, io non ho tranquillità in questo momento, perché la vicenda del Ponte Morandi non ha cambiato in toto il modo di vedere, perché il sistema va in qualche modo a dire hanno sbagliato in quel caso, ma negli altri casi no, lavoriamo bene. Io non ho tutta questa tranquillità. Non ho questa tranquillità perché spesso, troppo spesso, si sottovalutano come dire, i rischi a favore del profitto. Per quanto riguarda il ponte sul stretto, questa insistenza, io so che se ne parla da tanti anni di questo ponte. Quella è una zona a forte impatto, diciamo, c'è un impatto di terremoti, insomma è una zona che ha avuto gravi problematiche. Io non sono un tecnico, non posso pronunciarmi per dire che, dico solo che fatto il ponte però mi sembra che resti una rete infrastrutturale per raggiungere il ponte e per partire dal ponte e andare in Sicilia che è molto carente. Quindi non credo che questo ponte risolverebbe comunque le problematiche di viabilità. Io penso che dobbiamo lavorare, visto che i fondi pubblici sono pochi, lavorare e indirizzarli verso cose veramente utili, e penso che abbiamo tante infrastrutture che veramente sono ancora in grande difficoltà. La Liguria poi, come ben sapete, è martoriata dai cantieri, continua ad essere, lo sarà per tanti anni. Anche da noi non serve che andiamo in Liguria, anche qua nel Veneto, guarda, siamo proprio messi con le mani nei capelli purtroppo dai cantieri, poi sentiremo anche i servizi. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Mamma mia, se penso a tutte quelle persone che sono morte, che disastro. E nessuno paga, questo è il punto, nessuno paga.
Detto questo, Mirella, perché mi viene in mente il disastro, mi lascia proprio col magone a pensare a queste vittime. Volevo parlare un attimo dell'obesità che parlavate prima. Allora, in famiglia mia, Mirella, mia sorella più piccola, che adesso ha 62 anni, 63, quando era piccola mia mamma la riempiva di cibo, perché io ero magra, mia sorella l'altra era magra, allora no, perché guarda che bella cicciottella, è bella cicciottella, e lei era piccola, dunque è venuta su con questo modo anomalo di mangiare. Cos'è successo? Che quando era ragazzina, allora i primi tempi faceva la dieta, dimagriva 5 kg, ne prendeva altri 8, e c'era anche una bombutta continua con mia mamma perché vivevano insieme, e mia mamma era una che sapeva cucinare, tipo Bologna, Mirella, brava, però i grassi, tutte quelle cose. Poi dirò una cosa, adesso dopo è dimagrita e ha avuto anche problemi di salute, perché poi era pigra, non si muoveva tanto, anche da piccola non correva come facevano gli altri bambini, un po' un carattere diverso, più scontroso, e dopo ognuno si sa il proprio carattere, però anche quello ha influito poi sul proseguo della vita, perché poi ha cominciato ad avere male al ginocchio, però non faceva niente anche quando è diventata adulta. Poi ha avuto le varie fasi quando si innamorava, perché dopo le donne, lo sai anche te come gli uomini, quando si innamorano allora cominciano ad avere cura di se stessi, e allora perdeva i 5 kg, era tutta pimpante. Quando finiva la storia, Mirella ricadeva di nuovo in questa obesità, e io, essendo la più vecchia, ho sempre cercato di accompagnarla. C'era una forma di rabbia, di invidia, di astio nei miei confronti. Io, Mirella, ho fatto di tutto, io ho la coscienza a posto. Lei abita ormai da tanti anni vicino a Napoli, ha sposato, è rimasta anche vedova, poverina. Diciamo che ha sempre voluto avere l'aiuto in altre cose da me, dalla famiglia, specialmente da me, anche a livello economico. Però dopo aveva sempre, ancora adesso, quando la chiamo, perché lei non si preoccupa neanche di chiamare, allora penso che bisognerebbe le mamme, come ha detto il medico, che facessero un corso. Hai ragione, io vedo per strada quelle ragazze che hanno 18-20 anni con la pancia, cicciotte, cosa hanno in mano, Mirella? O il paninazzo, quello. Poi qui Padova è pieno di fast food, che è una roba allucinante. Senti l'odore di fritto come ci passa. Sandra, grazie, devo andare avanti perché devo dare anche la pubblicità, ma vorrei che ti rispondesse anche il presidente Bertomoro. Presidente, allora cominciamo a portare questi genitori a scuola quando vediamo che questi bambini, a parte che non si possono difendere, poveretti, perché che colpa hanno loro, però non si può neanche continuare. Io sono molto allarmata di quello che mi dicono i pediatri, perché lei dice può diventare anche una malattia psicologica, perché poi vai a scuola e trovi i bulli magari che ti prendono in giro perché sei robusta, sei cicciona, perché con i ciccioni vanno a spasso i bulletti. Prego, Presidente. Noi stiamo lavorando proprio con i medici di base e pediatri libera scelta per tenerli informati sulla gravità e la pericolosità dell'alimentazione sbagliata, e quindi per approccio abbiamo fatto anche un opuscolo validato dal Ministero della Salute, che è questo qua, come coordinamento nazionale, che se avete bisogno ve lo mando, e che può aiutare i medici di base e pediatri di Versetto, perché sono la prima trincea verso la quale i genitori, i familiari si rivolgono quando hanno queste problematiche qua, e quindi loro sono i primi che possono sensibilizzare ed aiutare. Ovviamente noi come associazioni di volontari, ripeto, andiamo nei comuni, andiamo nelle scuole per cercare di parlare di corretta alimentazione, perché è veramente importante avere una corretta alimentazione, ma non è solo una corretta alimentazione, un approccio alla vita diverso, un approccio in maniera più corretta, più normale, senza estremismi. Quindi bisogna cercare
di aiutare i familiari, perché poi cosa succede? Quando succedono queste malattie qua si crea lo stigma, i familiari non hanno coraggio di parlarne, la malattia si aggrava e muoiono 3-4 mila ragazzi ogni anno di anoressia o bulimia eccetera. Quindi bisogna veramente lavorare insieme, in sinergia anche con col pubblico, quindi noi cerchiamo veramente di avere un buon rapporto anche con le istituzioni pubbliche, perché la malattia è una malattia sociale, universale, e quindi deve essere curata dal pubblico. Ci stiamo lavorando, mi sembra che gli approcci iniziali siano buoni, e ripeto, i familiari si devono rivolgere ai medici di base, pediatri di libera scelta. Noi cerchiamo di informarli al meglio con esperti nazionali e internazionali di come e cosa devono fare. Ovviamente anche loro hanno la loro professionalità. Grazie, andiamo in pubblicità. Ok. E qui vediamo le immagini di Refrontolo, il molinetto della Croda. Clarizia, ma cosa sta succedendo? Guardate l'acqua come arriva da questo fiume. Prego. Un disastro, perché le piogge ingenti cadute in un lasso di tempo basso, tipo che ne so, una volta 100 mm cadevano, che ne so, in 48 ore, adesso cadono nello spazio limitato di 1 ora, 2 ore, quindi questa quantità di acqua che arriva al suolo non viene trattenuta e quindi viene tutta quanta, defluisce, diciamo, tra i corsi d'acqua, che poi sono anche mal tenuti perché non c'è manutenzione purtroppo, quella che dovrebbe essere, e qui a Molinetto della Croda non è la prima volta che accade una roba del genere, è successo già qualche anno fa e si ripete ogni qualvolta che arrivano queste precipitazioni intense. Basti pensare che nel giro di 20 minuti sono caduti 80 mm d'acqua, sono 80 cm su metro quadro, quindi sono tantissimi. Sono immagini che fanno rabbrividire. Non ce la fa il terreno ad assorbire e tutto quanto viene così. Come sarà il dilavato. tempo nel prossimo mese? Sentiamo, perché ormai luglio se ne sta andando, però vediamo che la prossima settimana cosa ci racconta Clarizia, come sarà? Allora, intanto sfatiamo il mito di chi sta cominciando a paventare l'estate è finita e tutto il resto, quindi nessun allarmismo, l'estate continua, quindi il mese di agosto sicuramente sarà foriero di belle giornate e temperature che torneranno di nuovo a salire. C'è questo break diciamo temporalesco, la rinfrescata la chiamo io, che durerà fino a martedì. La fase diciamo più acuta come temperature in diminuzione sarà lunedì, perché avremo questo fronte freddo che ora si trova sul Regno Unito, scenderà quindi dalla Germania, dall'Europa centrale e coinvolgerà poi il Mediterraneo, facendo abbassare le temperature anche di 8-9 gradi rispetto alle temperature di ieri e di 2 giorni fa. Le precipitazioni che oggi, questa mattina, stanno interessando il Veneto continueranno nel corso della giornata. Ci sarà una pausa per questa sera, speriamo bene, perché ci sono diversi eventi, soprattutto nella zona dove vivo io a Jesolo abbiamo diversi eventi, zona costiera, quindi sarebbe un peccato magari rovinati dalla pioggia. Dovremmo avere una pausa di 6-7 ore, quindi da mezzanotte torneranno nuovamente le piogge a interessare un po' tutto il Veneto a macchia di leopardo. Domani è una giornata piuttosto variabile, ancora ulteriori piogge magari nella tarda serata di domani, quindi nella notte, e domenica ci sarà un miglioramento temporaneo, quindi domenica si potrà andare anche al mare, ci saranno diciamo spazi di tempo soleggiato, e lunedì arriverà questa perturbazione, una saccatura atlantica, nord-atlantica, che attraverserà proprio tutto lo stivale, facendo abbassare le temperature dapprima al nord, poi al centro e infine al sud, dove al sud hanno toccato anche 45 gradi nelle ultime settimane, quindi un po' di refrigerio arriverà anche dai nostri amici del sud. Poi le temperature torneranno a risalire da martedì e mercoledì, quindi l'estate continua, c'è un piccolo break, lo chiamo io, e poi riprenderà diciamo l'estate, quindi per chi ha programmato magari le ferie nel periodo di agosto sia tranquillo, perché comunque l'estate non finisce qui. Avremo magari anche un bel settembre, abbiamo dei settembre
settembre Sì. sono migliori di giugno a volte. Certo, cioè, anche perché le stagioni, come abbiamo visto, si sono allungate, perché Certo. col cambiamento climatico le temperature restano un po' più superiori alla media anche fino a settembre inoltrato, a volte anche a ottobre, con le classiche ottobrate, non so se ricordate, anche gli anni passati abbiamo toccato anche i 30 gradi sì, i è primi vero. di ottobre, quindi la stagionalità si sta allungando verso l'autunno, quindi stiamo tranquilli che le belle giornate ci saranno, intervallate ogni tanto da questi temporali, sperando che non siano di quella maniera come abbiamo visto nelle immagini, che purtroppo come frequenza aumenteranno sempre di più, perché dobbiamo prepararci. Io l'avevo detto anche l'ultima volta che ci siamo visti, prepariamoci a un'estate dinamica, un'estate con questi eventi estremi che più frequenti nella zona pedemontana, perché è lì dove viene poi scaricata tutta l'umidità che viene accumulata dai venti meridionali. E quindi... Allora inviteremo Clarizia anche a settembre-ottobre, Certo. che era il periodo della nebbia una volta, questi nebbioni che non si vedeva, adesso sono diminuiti anche quelli, sì, vero? sì. Non c'è più la nebbia di una volta. Sì, perché sono cambiate le dinamiche atmosferiche, la nebbia che una volta magari nella nostra pianura padana imperversava da ottobre fino a Natale, Sì. adesso è limitata in qualche settimana di alta pressione solo in questi... E basta. Allora andiamo a vedere anche cosa è successo, questo maltempo a Follina, andiamo a vedere questi allagamenti, veramente poverette, io veramente mando un abbraccio a tutte quelle persone che si ritrovano con le case allagate, veramente una disperazione, i negozi, pensate a questi artigiani, andiamo a vedere. È successo che ormai è in 5 anni è la seconda volta che ho buttato via 80.000 euro per ripristinare questo magazzino. Prima volta, stato di calamità, non è arrivato niente. Questa volta, invece di fare le strade e i ponti dove cacchio non servono, invece di alzare questi ponti qua che l'acqua non passa sotto, non fanno niente. E ora io adesso chiudo l'attività. Ma dove è l'attività? Qua. Ho il magazzino pieno. Posso venire a vedere? Vieni a vedere con me. Vieni da giù qua. In 20 anni è venuta fuori 5 volte questo cacchio di fiume. E l'attività lei ce l'ha qua sotto? Io ho il bar là, ma ha visto cosa c'è qua sotto? Io ho altre 60.000 euro di spese, 60.000 euro di spese, ne ho già spesi 80 5 anni fa, e loro fanno i ponti per il percorso per le biciclette, invece di alzarmi un ponte qua dove l'acqua non passa sotto. Ma cosa devo fare io? Chiudo l'attività, io non so più cosa fare. Secondo lei cosa devo fare? Sindaco, com'è la situazione qua a Follina? La situazione qui a Follina è, come in tanti altri comuni, tragica. L'acqua esce da più punti, a Pedeguarda è caduta una frana e quindi ha ostruito il torrente e quindi problemi di allegamenti. Qui alla Bella abbiamo sempre lo stesso problema. Ci sono dei corsi che sono sempre più stretti e queste bombe d'acqua sicuramente non aiutano. E adesso cosa fare allora? Adesso qui alla Bella abbiamo già dei progetti per quello che riguarda, dobbiamo alzare ponti, dobbiamo rifare muri. Tra l'altro qua giù è caduto anche un muro, quindi adesso dobbiamo liberare il torrente perché rischiamo, diciamo, che se viene un'altra bomba d'acqua vada fuori. Invece la bottiglia. Allora, Clarizia, i nostri vecchi saggi facevano i granai, andavano su. Qui adesso andiamo sotto. Ma andiamo sotto anche su zone urbanistiche dove non si potrebbe andare. Abbiamo costruito di tutto e di più. E l'acqua quando arriva, indipendentemente anche dal cambiamento climatico, non guarda in faccia a nessuno. No. Allora forse dovremmo ritornare al buon senso che avevano una volta, ecco, quelli che ci hanno lasciato la storia, che sono i granai, si alzavano, non andavano sotto, era tutto sopra. C'è qualcosa che non torna. È vero che, per carità, la tecnologia, la scienza e la ricerca
ma abbiamo un paese fragilissimo. Poi voglio chiedere anche a Egle Possetti, ecco, queste infrastrutture, questa gente che si rende conto che non si fanno, dove serve non si fanno. Prego Clarizia, poi andiamo da Egle Possetti. Dici bene come Mirella, in pratica ci vuole tanta prevenzione, e la prevenzione soprattutto a mettere in sicurezza le strade, come è successo purtroppo lì sul Ponte Morandi, che era risaputo di questo problema. Io mi ricordo, era il 14 di agosto, era il mio primo viaggio a Medjugorje e hanno interrotto le trasmissioni anche lì in Bosnia per trasmettere proprio la tragedia che c'è stata. Purtroppo dobbiamo entrare nella cultura di saper gestire le nostre strutture, e prima di costruire altro andiamo ad aggiustare quello che si sta rovinando, cioè a dare manutenzione anche nei corsi d'acqua. Facciamo pulizia quando non ci sono le piogge, cioè quando ci sono dei momenti di secca, andiamo a pulire l'alveo dei fiumi. Non aspettiamo che succeda la tragedia. Se quel signore dice di alzare quel ponte perché hanno capito che in quella situazione l'acqua non riesce a defluire, facciamoli questi lavori, non andiamo a costruire le piste ciclabili per farci belli con i comuni e dire io ho la pista ciclabile di 10 km, tu ce l'hai più corta, io ce l'ho più lunga. Cioè, andiamo a vedere la sicurezza, mettere in sicurezza i cittadini, perché poi arriviamo a questi livelli che la gente purtroppo è costretta a chiudere perché poi non viene foraggiata, perché poi non ci sono le sovvenzioni, le assicurazioni non pagano più, i comuni fanno le orecchie da mercante, e questa poi è la situazione che si viene a creare. Non voglio entrare nel merito della politica, dei comuni singoli, però in generale parlo di mettere un po' più di attenzione alla cittadinanza. Sì, ma guardate che se andiamo avanti così collassiamo. Egle Possetti, allora come ci saluti? È caduta Egle, poi la riprendiamo. Allora sentiamo come ci saluta il nostro Stefano Bertomoro, Presidente Coordinamento Nazionale Disturbi Alimentari. Prego Bertomoro. Presidente, mi sente? Microfono. Ecco, la ringrazio per l'invito, ci sentiremo più avanti, spero di avere buone notizie. Noi continuiamo a lavorare a livello regionale e nazionale, cerchiamo di assistere i familiari e renderli consapevoli del rischio che corrono con l'alimentazione e i disturbi di comportamento alimentare, e cerchiamo insomma di fare prevenzione. L'importante è la prevenzione. Si è spento il telefono. Ah, tranquilla, prego Bertomoro. Ecco, quindi io vi saluto e vi ringrazio ancora e speriamo di rivederci presto, va bene? Grazie Presidente, grazie, buon lavoro anche a lei e complimenti per quello che fate. Grazie. Allora Egle Possetti, abbiamo sentito e abbiamo visto il disastro, questo paese molto fragile che sta franando, bisogna correre ai ripari. Io spero che quella politica, quella seria, almeno spero ci sia, capisca l'importanza di investire nelle infrastrutture che abbiamo, che sono fragili. Ecco, cosa farete il 14 agosto, che ricordo farete, avete intenzione di fare qualcosa? Prego Egle. Sì, come tutti gli anni facciamo la commemorazione, la faremo quest'anno nel memoriale che è stato costruito e inaugurato a dicembre scorso, e quest'anno la commemorazione dei nostri cari sarà il memoriale per la prima volta. E poi questo memoriale dovrà prendere vita, dovrà diventare veramente un luogo visitato, vissuto dai giovani, dai ragazzi delle scuole, perché capiscano quello che è successo per far sì che non accada mai più. Senti Egle, questi giovani che voi avete incontrato, perché la parola che si sente, ma ai giovani non interessa niente, la storia non l'hanno vissuta, cosa volete che raccontiamo? Tu invece che giovani vedi quando vi presentate e raccontate la tragedia umana che ancora state vivendo, che non passerà mai? Allora, secondo me bisogna sempre vedere come li coinvolgi, noi giovani, perché certamente tutte le vicende vanno raccontate, spiegate e vanno, come dire, rese adatte alla loro età. È chiaro che se tu fai vedere dei filmati di un crollo a un bambino senza contestualizzare, senza spiegare, prepararlo a quello che andrà a vedere, non ne ricavi nulla. Proprio è un lavoro complicato, poi ci sono degli educatori che sanno bene come fare,
però io ho fiducia nei giovani, perché altrimenti siamo messi male. La nostra generazione che ha un po' rovinato tutto quello che avevamo avuto in dono. Io auspico che i giovani sappiano fare di meglio. Egle, se avessi di fronte il ministro Salvini, cosa gli diresti? Gli direi di lavorare per preservare questo paese, perché anche dalle immagini che voi fate vedere c'è tanto da fare sulla prevenzione, tanto i fondi secondo me dovrebbero essere indirizzati in quel senso, prevenire per la salute delle persone ma anche per i beni. Questo signore che ha un'attività e che ha perso 80.000 euro, povera persona, cioè lui lavora per cosa? Quindi c'è tanto da fare in questo paese, ma è anche necessario circondarsi di professionisti seri, perché c'è tanta incompetenza anche in questo campo. Non è che tutti siano competenti, tanti sono sponsorizzati e vanno avanti ma sono incompetenti, e questo bisogna ricordarselo. Non pensi, Egle, e parlavo prima con Vincenzo Clarizia, che queste opere importanti dovrebbero essere pubbliche e non date ai privati? Allora, diciamo che io penso che alcuni servizi devono essere efficientati, perché non possono portare a perdite per la nazione, però certi servizi devono essere veramente gestiti da una mano pubblica che abbia a cuore il pareggio di bilancio ma non gli utili sfrenati. Hai fatto bene, ecco, volevo proprio che dicessi questo, Egle, perché quando succedono le tragedie sono morti, sono numeri veramente impressionanti, perciò cerchiamo di fare prevenzione anche con questa trasmissione, far capire alla politica che forse devono impiegare più la meritocrazia, visto che abbiamo queste persone, le abbiamo veramente, che tutti ci invidiano, perché guardate cosa riescono a fare all'estero, perché siamo veramente i primi in assoluto, specialmente sui ponti poi, sì. Perché veramente è una storia strana questa, poi là li fanno e qua crollano perché non facciamo manutenzione. Egle Possetti, un grande abbraccio da tutti noi ancora, grazie veramente, ringrazio tutto questo comitato da parte nostra, e sai che le porte sono sempre aperte per voi qui a Sveglia Venti, un grande abbraccio. Un abbraccio a tutti e grazie per l'invito. Ci mancherebbe, doveroso, Egle, doveroso. Sentiamo come ci saluta Vincenzo Clarizia. Prego, Clarizia, anche lei su questo ponte che sullo stretto di Messina cosa vuole dire? Ma è possibile che ci concentriamo su una cosa che a detta di molti esperti veramente ha dei punti di domanda, diciamo così, incredibili. Io sarò ripetitivo, ma secondo me bisogna intanto fare manutenzione a quello che abbiamo. E poi pensare in grande, non fare le grandi strutture per farsi belli davanti alle televisioni, davanti agli altri stati, perché abbiamo il ponte di qua e di là. Andiamo a sistemare quello che c'è da sistemare, per evitare queste tragedie come quella del 14 agosto del 2018. E poi per quanto riguarda invece in meteorologia, la prevenzione, come dico sempre, è fondamentale. Prima di aspettarci queste tragedie andiamo a sistemare quello che c'è da sistemare, i fiumi, la prevenzione degli alberi, la potatura corretta, non così fatta solo perché quell'albero dà fastidio lì o meno, e poi seguire i canali ufficiali, la protezione civile, farsi, diciamo, anche i comuni carico di istituire nel proprio comune magari dei centri di informazione corretta per quanto riguarda anche il proprio territorio, perché il territorio è fragile, soprattutto la pedemontana è come dei granelli di sabbia, ormai si vede che frane da tutte le parti, e questo perché la cementificazione è aumentata, l'urbanizzazione è aumentata, quindi anche un po' di criterio nel costruire, bisogna entrare un po' più nel merito. Ripeto, io non faccio politica, faccio meteorologia, però
è sotto gli occhi di tutti quello che accade, quindi bisogna un attimo prendere coscienza. E poi per quanto riguarda le previsioni del tempo, io dico sempre di seguirmi sulla mia pagina di Facebook, Meteo Clari, oppure adesso con le allerte su WhatsApp siamo arrivati a 4.000 utenti, la notte spesso sono sveglio perché non riesco ad aggiornare le liste, sono tante le persone che richiedono questo servizio che è gratuito, continuo a ripeterlo perché io faccio tutto a titolo gratuito, non è una cosa diciamo, a scopo di lucro. La meteorologia grazie da parte nostra. Andrà avanti così. Veramente a Vincenzo Clarizia, meteorologo, grazie anche agli altri ospiti. Pubblicità. Saluto e ringrazio il dottor Antonio Fagna, già direttore del reparto anestesia del Canfoncello di rianimazione, ma non fa più, però mi intriga parlare con lui di intelligenza artificiale da un lato scientifico, da un lato sanitario, perché vedo che sono molto favorevoli, anche se dico sempre, dottor Fagna, che il dottor Gerosa mi dice alla fine però Mirella c'è sempre la mano dell'uomo, perciò attenzione a quello che sentiamo e vediamo. Saluto anche il dottor Francesco Abbruscato, presidente CAI Veneto, grazie dottor Abbruscato di essere qui anche lei, e saluto anche il professor Giampiero Avruscio. Buongiorno professore, grazie anche a lei di essere qui. Mirella. Ecco, sentiremo anche la sua opinione su questa intelligenza artificiale molto usata e anzi dicono molto bene a livello sanitario, però dopo c'è un però. Allora inizierei proprio dal dottor Fagna. Cosa dice dell'intelligenza artificiale e soprattutto dove vuoi arrivare, qual è l'obiettivo, da quale angolazione bisogna prenderla? Prego. Buongiorno Mirella, grazie dell'invito, grazie a tutti. Allora, l'intelligenza artificiale che si è sviluppata è nata anche dopo che io sono andato in pensione, per cui ho un utilizzo scientifico da pensionato, insomma, però un'idea me la sono fatta. Certamente è impressionante quando fai delle domande ad all'intelligenza artificiale, ti rendi conto che le risposte possono essere molto interessanti, però dopo un po' ti accorgi che sono ripetitive e una persona attenta, competente dell'argomento se ne rende conto. Quindi chi tenta di fare il furbo, parlare di un argomento utilizzando informazioni che vengono poi, l'intelligenza artificiale non è altro che un insieme di studi, conoscenze che sono state messe insieme in un computer, e quando tu gli fai una domanda c'è una risposta che si sente che non è umana, anche se a volte è molto articolata, competente, però una persona che conosce l'argomento si rende conto che non è produzione umana reale, insomma. Quindi c'è un po' di preoccupazione. Sentiamo il professor Avruscio. Professore, cosa ne pensa lei? Come vede la situazione anche in politica? Perché abbiamo visto che se va nelle mani sbagliate non è che dobbiamo stare tanto tranquilli. Lei cosa dice? Soprattutto lei si ricandida a proposito, professore? Ma la mia intenzione, sì, per queste regionali in cui la sanità ha un ruolo molto importante, allora credo che persone che si occupano di sanità e che vivono costantemente i problemi quotidiani della sanità, come quelli che abbiamo sottolineato sempre nelle sue trasmissioni, credo che sia opportuno e doveroso, insomma, farlo. Quindi vediamo se mi sarà possibile, insomma, io cercherò di farlo per queste regionali. Tornando alla sua domanda, cara Mirella, allora nella storia dell'uomo qualunque scoperta, diciamo, qualunque evoluzione ha portato con sé anche delle cose negative. Mi spiego, fin da quando è stato scoperto il fuoco è stata una cosa positiva per l'uomo, no? Però quanti incendi ci sono, quanti morti. L'automobile è stata una scoperta eccezionale,
però quanti incidenti stradali, così il treno, l'aereo. Allora di fronte all'evoluzione noi non possiamo, come dire, non accettarla. Certo, e poi si pone il problema del controllo, della verifica. E questa è fondamentale. Vede, nella storia dell'uomo noi abbiamo sempre, soprattutto anche in quello che è stata la produzione, no? la civiltà industriale, abbiamo sostituito i muscoli, no? Le braccia, con la tecnologia, tanto è vero che poi ci sono anche tante preoccupazioni nei posti di lavoro, allora nelle industrie, però è stata un'evoluzione positiva quella di sostituire le braccia, i muscoli con la tecnologia. Adesso ci troviamo però davanti a un'altra sfida, che è una sfida molto pesante, diciamo, perché qui si cerca di sostituire il pensiero, che insomma è una caratteristica ben diversa rispetto ai muscoli. E allora, come giustamente si diceva, tutti i dati che vengono immessi in questa intelligenza artificiale, poi bisogna vedere chi li controlla, chi li mette dentro questi dati. Io le posso fare un esempio di come questa intelligenza artificiale nel mio campo è un discorso positivo. Vedi, ci sono tante persone di una certa età che hanno una pluripatologia, che non possono recarsi magari negli ambulatori dei medici, oppure se lo fanno devono attivare la Croce Verde, la Croce Rossa, con qualcuno che le accompagni, le attese, eccetera. È un disagio enorme. E queste persone magari sono affette da ulcere cutanee, che insomma è un rischio anche per la porta d'ingresso di infezioni che poi possono portare a setticemia, a morte. Pensi anche alla residenza sanitaria assistita, alle case di riposo, oltre che al domicilio. Ebbene, ci sono dei presidi che insomma sono simili a un cellulare, ma non hanno la funzione proprio del cellulare, ma che quando si inquadra questa ferita, perché non tutti quanti possono essere esperti nel campo infermieristico e medico a capire e a curare queste ferite, no? Perché anche lì è una specializzazione. Ne abbiamo parlato proprio ieri mattina con un ospite che cura proprio queste ulcere. Prego. Allora se la persona che è a casa, che è dotata di questo strumento e inquadra questa ulcera, questi dati vengono passati direttamente a chi invece è competente di queste ulcere, per cui poi dopo è molto più facile allora dare una terapia e consigliare, dire fai così e fai colà. E quindi questo è uno strumento utile di come l'intelligenza artificiale va incontro effettivamente alle esigenze dei cittadini. Ed è una cosa molto molto positiva. Lei pensi a tutto quello che è il risparmio di tempo, di costi, di disagio, di appropriatezza anche, no? Perché insomma c'è anche tutto il tempo per trovare l'appuntamento, invece in questo modo è tutto. Questo è solo un esempio, poi ce ne sono mille altri, però io sono d'accordo con il professor Gerosa, questa è una facilitazione, un'agevolazione verso i pazienti soprattutto, però poi alla fine il giudizio deve essere sempre quello del medico che deve giudicare, perché altrimenti cosa succede? Che come dire, andiamo su internet, andiamo su intelligenza artificiale, non esistono più le professioni e dobbiamo fidarci di quello che questa intelligenza artificiale ci dice e allora è la sostituzione, ripeto, del pensiero dell'uomo, che è una cosa che è orrenda. Ecco, è lì che dobbiamo, come dire, evitare. Quindi è fondamentale quello di pensare ai paletti da mettere per il controllo di questa intelligenza artificiale, ma che sia una cosa positiva sicuramente lo è e dobbiamo accettarla, dobbiamo vedere come fare per applicarla a servizio dell'uomo e non che sia l'uomo a servizio dell'intelligenza artificiale. Allora andiamo a vedere questi sentieri urbani, adesso vi porto con il CAI, 150 anni CAI e poi sentiamo come lo commenta il dottor Francesco Abbruscato. Andiamo a vedere. Come CAI noi seguiamo con le nostre 800 trasezioni e sottosezioni circa 60.000 chilometri di percorsi di sentieri in montagna,
in collina ma anche a livello perurbano. E quindi il camminare per noi è un fatto salutare, benessere fisico e psichico, ma ci consente anche di conoscere luoghi, di apprezzare la natura, e chi apprezza la natura cerca di rispettarla. E il terzo elemento importante è la socialità, il camminare insieme aiuta a stare meglio insieme. Sono questi gli elementi peculiari alla base dello spirito che accomuna soci e simpatizzanti del CAI, che a Vicenza festeggia un traguardo prestigioso, 150 anni dalla fondazione della sezione cittadina. Oggi e domani previste iniziative e festeggiamenti per lo storico avvenimento, cerimonia ufficiale di commemorazione dell'autorità in Sala Stucchi, per tutto il weekend una mostra fotografica nella loggia del Capitaniato che celebra la passione per la montagna. Per tutti gli appassionati del genere invece c'è un invito a partecipare al trekking collettivo in alcuni dei 5 itinerari urbani appena tracciati dai volontari nel comune di Vicenza. Dico, la cosa importante che volevamo comunicare è che domenica 23 marzo alle ore 9 la cittadinanza potrà seguire 3 percorsi che sono quelli che si sviluppano nel versante sud, e quindi era importante avvisare con questa conferenza stampa la cittadinanza che domenica 23 ci sarà questa possibilità di percorrere i sentieri urbani. Chi sarà? Chi accompagnerà? Ci saranno nostri volontari del CAI che accompagneranno sui 3 percorsi, appunto il 91, il 93 e il 92. Allora, dottora Bruscato, con lei vorrei parlare di prevenzione. Abbiamo sentito quel ragazzino che è salito da solo, i genitori non ce la facevano più e lui ha proseguito e poi è morto. La montagna è pericolosa, la montagna bisogna conoscerla, non bisogna sottovalutare, però mi sembra che come informazione e come cultura non ci siamo proprio. Nonostante tutto quello che si dice, anche voi che mettete a disposizione, Minnovò combatte il fai da sé, poi vediamo cosa succede. Cosa possiamo fare per far capire che non ci si può improvvisare a fare dei percorsi che non conosci, magari la prima volta che arrivi? Prego, dottora Bruscato. Beh, innanzitutto grazie per l'invito, e adesso abbiamo sentito il presidente del CAI di Vicenza, Maurizio Dalla Libra, che ha presentato questa attività. Noi come club alpino italiano ci dicono che siamo un po' come i carabinieri, ogni paese ha una sezione del CAI, per cui anche questa attività è un'attività di formazione e informazione di come sia importante conoscere. La montagna è un ambiente ostile, bisogna che prima di tutto, dobbiamo dirlo, contrariamente a certe comunicazioni che vengono fatte dove sembra che in montagna si possa fare tutto. La montagna è un ambiente ostile, va frequentata con preparazione, e noi come Club Alpino Italiano stiamo lavorando molto su questo, sia dal punto di vista della formazione, della informazione, sia anche dal punto di vista della prevenzione. Si può solo prevenire se si conosce. Per cui all'interno delle sezioni vengono svolte tutta una serie di corsi. Noi invitiamo veramente tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla montagna di frequentare o i corsi del CAI o appoggiarsi a dei professionisti della montagna, perché è ovvio che questo, soprattutto all'inizio, quando si vuole andare a conoscere questi posti. Il fatto che questi posti vengano frequentati da tantissima gente non significa che siano dei posti facili o dei posti sicuri, assolutamente. La montagna, un cambiamento di tempo improvviso, un temporale, la perdita del sentiero, perché spesse volte può succedere una manutenzione magari non precisa di un sentiero, fa sì che si perda. Il fatto di non conoscere come adoperare degli strumenti, adesso abbiamo sentito parlare appunto di strumentazione tecnologica, adesso tutti abbiamo il telefono, per cui ci sono delle applicazioni che ci permettono di conoscere dove siamo, però bisogna conoscere, bisogna sapere cos'è una coordinata geografica, bisogna sapere leggere il bollettino meteorologico, bisogna saper leggere il bollettino valanghe, cioè il fatto di avere questi strumenti non significa che automaticamente noi siamo al sicuro. In montagna
la sicurezza totale non esiste, c'è sempre un margine e bisogna sapere gestire questo margine. Anche perché abbiamo visto fior di protagonisti che ci lasciano le penne, proprio perché, come dice lei, il nemico è dietro l'angolo, non sa mai quando lo incontri e se sei preparato per incontrarlo nonostante la preparazione che hai. Ma siamo preparati noi a questo? Cioè c'è abbastanza informazione anche come cartelli, perché vedo che noi abbiamo un paese bellissimo, perché non c'è niente da dire, ce lo invidiano tutti, basta vedere i dati. Però siamo fragili dappertutto, siamo fragili nella segnaletica, siamo fragili nell'informazione. Ad esempio, queste persone che decidono di fare questi percorsi, a mio avviso, quando arrivano nel territorio, dovrebbero intanto informare che sono arrivati e dove vogliono andare. Cioè non è che devono pagare, ci dovrebbe essere un qualcuno che dovrebbe fermare prima che veramente arrivi, ci caschi è morto, dove dire va bene, io vado su quel posto là, voglio, come dice lei, perché ma sei sicuro che sai con chi vai, chi sei? Perché qua non sappiamo niente. Non sappiamo neanche dove vanno, cosa fanno, poi li troviamo sui canaloni. C'è una cosa veramente... Cioè noi siamo troppo superficiali, ma siamo noi popolo così, non c'è niente da fare. Siamo noi così culturalmente che proprio non ci poniamo il problema. Ce lo poniamo quando arriviamo poi in rianimazione, vero? E là veramente, ecco, l'ostilità della rianimazione la vedi invece come l'ancora di salvezza. Chissà che mio figlio ce la faccia, chissà che mio marito ce la faccia, però prima abbiamo sbagliato tutto. Cosa ha visto lei, dottor? Cos'è che le è rimasto impresso, dottor Farnia, di queste persone che arrivavano anche in situazioni... Il Covid è stata una parentesi terribile e sappiamo come lei l'ha vissuta e cosa ci ha raccontato. Ma poi anche questa superficialità nel gestire anche un qualcosa che dovrebbe essere una passeggiata o una gita in macchina, un percorso. Cosa vuole dire? Lei ha visto di tutto e di più, penso, con la disperazione naturalmente dei familiari. Sì, dopo 40 anni di lavoro in un reparto così impegnativo ne abbiamo viste molte, a dir la verità. Mi veniva in mente però che non solo cittadini sprovveduti che affrontano i sentieri in montagna poi rischiano di avere difficoltà, perché abbiamo visto che persone anche molto esperte possono avere questi problemi. Ritornando alla sua domanda, mi sono sempre molto impressionato e sono rimasto sempre molto colpito, quando ero un giovane intensivista, ad assistere non tanto al paziente, che ovviamente aveva cose differenti, prognosi differenti, ma ai familiari che arrivano, che non sanno di solito nulla di quanto è successo al loro caro e che si trovano ad aver fatto magari centinaia di chilometri per arrivare in un ospedale, per avere un po' di speranza che tu non puoi sempre dare, non hai informazioni, anche noi a volte viviamo al momento, non sappiamo cosa succederà dopo poche ore, ma erano i genitori, i familiari di queste persone che erano state da noi ricoverate, che venivano veramente da un calvario, con tentativo di avere informazioni in ogni momento, che vivevano fuori sedute dalla porta della terapia intensiva, con la speranza che ogni mezz'ora qualcosa potesse cambiare. È proprio la sofferenza e il disagio dei familiari che mi aveva veramente molto, molto impressionato in queste situazioni, insomma. Allora, professor Avruscio, lei come vede la situazione sanitaria? Io so che lei è stato anche molto duro, specialmente con la Regione, ma soprattutto vorremmo capire anche il nuovo che ci sarà, almeno si spera, perché io penso che un po' di aria fresca faccia anche bene, lo dico sempre, non è che lo dico questa mattina, ma soprattutto capire dove si vorrà andare a parare
questo privato che aumenta, però il grande intervento si fa nel pubblico, questo pubblico in grande difficoltà, l'ospedale pubblico, mancano medici, fra 10 anni ne avremo a Iosa, qualcuno dice, però al momento se sto male io avrei piacere di avere adesso il medico, non solo il medico, l'infermiere, il dottor Farmia diceva sempre c'è una squadra, non c'è solo il chirurgo, il primario, tutta una squadra che gira attorno a questo. Che idee si è fatto lei? Dove andremo a parare se continua così? Pochi soldi da curarsi, lei lo sa, quello che vedo tutti i mercoledì, queste persone che fanno fatica a arrivare a fine mese anche con 2 stipendi, perciò le cure non sappiamo neanche cosa siano, i ticket carissimi. Prego, professor Abruscio. Mirella, guardi, mi faccia spendere prima 2 parole per l'esperienza del collega anestesista, perché vede tanto di cappello a tutto quello che è il lavoro di 40 anni che ha fatto il collega e lui insieme ad altri colleghi, perché vede quello dell'anestesista è un po', io quando chiedo a un paziente chi ti ha operato, magari il paziente si ricorda anche del nome del chirurgo che l'ha operato, ma sicuramente se gli chiedi ma chi era l'anestesista che ha permesso di non farti sentire dolore, e allora uno non lo sa. E così anche nelle sale di rianimazione, perché gli anestesisti sono quelli che sono veramente in trincea, perché sono quelli che cercano sempre di dare un respiro in più, un battito di cuore in più, perché lottano per la vita. E sono persone che, come dire, che sono addormentate per lo più, e lì però c'è un mondo che si muove, gli infermieri specializzati, i medici, però poi dopo alla fine diciamo che non è che vengono molto valorizzati, anche perché poi uno non si ricorda chi era, no? Salva la vita, e questo è un lavoro che io apprezzo molto, perché è un lavoro sommerso, è un lavoro che tanti, come dire, neanche se ne accorgono, però è il lavoro a cui noi tutti quanti siamo chiamati. Quindi mi lasci fare i complimenti veramente vivissimi al collega e a tutti quelli che vivono in trincea, come dico io, insomma, che sono quei, io li chiamo medici di clausura, perché insomma non si guarda mai l'orologio, no? Non siamo, con tutto il rispetto degli impiegati statali, ma insomma per noi l'orario non esiste in questi casi. Per dire come andiamo sulla sanità, guardi, basta vedere, ci sono stati molti investimenti anche negli ultimi anni per la riduzione delle liste d'attesa, perché nell'emergenza Covid si sono accumulate molte, perché non venivano espletate le prenotazioni ordinarie, perché c'era l'emergenza e quindi sono accumulate. Però sono passati anche 5 anni, 6 anni, eppure queste liste di attesa, io parlo per la città di Padova, sono andate a aumentare dal 22 fino al 25, sono moltissime le liste di attesa di persone che non trovano insomma e questo è grave, perché poi sa, nella patologia acuta una la risposta la trova, perché un'angina, vado a pronto soccorso, mi salvano la vita, per fortuna il Veneto insomma è una tra le migliori sanità che abbiamo. Nell'acuto, però nel cronico, per quelle persone che sono anziane, con pluripatologie, che hanno necessità di fare controlli, visite, esami, è tutto a carico e sulle spalle dei pazienti. Non esiste una presa in carico per cui, non so, il medico o un infermiere ti prende in carico e ti prenota lui gli esami e ti fa lui i controlli e ti guida come farli. No, è il paziente che deve. Poi insomma sa, molti pazienti hanno una certa età, non sono, come dire, noi parliamo di intelligenza artificiale, ma non sono ad uso di questi sistemi informatici. Allora chiami un centralino, non ti risponde, non capisci bene, insomma diventa veramente tanto complicato, e stiamo costruendo in questo senso quello che io chiamo la società dello scarto. Cioè nel senso che quando non sei efficiente, quando insomma tu hai contribuito come dire, alla società, alla comunità, però poi passi una certa linea per cui non sei più efficiente, e allora insomma vivi in solitudine e sei tra virgolette scartato. Ecco, questo dobbiamo assolutamente impedirlo, perché il valore della persona è il valore in assoluto dalla nascita fino alla morte. Quindi il cittadino ha delle esigenze
esigenze e dei bisogni che noi, cioè lo Stato, la Regione, i Comuni, insomma tutto quello che sono l'articolazione dello Stato deve andare incontro al cittadino e non viceversa. Non deve essere il cittadino ai margini, in questo caso il sistema sanitario nazionale, ma il sistema nazionale deve costruirlo intorno al cittadino. E la sfida è la cronicità, perché noi siamo una popolazione che sta sempre di più invecchiando, quindi sempre di più a rischio di patologie e di pluripatologie, e dobbiamo concentrarci su questo. Le strutture private convenzionate devono contribuire, devono integrarsi, ma non devono sostituirsi a quello che è i servizi che deve fare l'ospedale o il territorio. Invece la mia impressione è che man mano si sta sostituendo al pubblico e questo dobbiamo assolutamente impedirlo. Io sono, profondamente liberale, però insomma la sanità pubblica è un valore per tutta la comunità e quindi dobbiamo preservarla e dobbiamo investire sempre di più. Ma professor Avruscio, come mai molti medici arrivano alla pensione, potrebbero rimanere anche là, anche se non si è capito bene, prima dopo i 67 anni, poi hanno capito che forse avevano sbagliato tutto, perché la programmazione è una cosa che non si è fatta, allora arriviamo a 70, andiamo a prenderli a casa, per cortesia in ginocchio, vieni a lavorare. Ma c'è qualcosa che non torna, ma chi è che non riesce a capire? Le date di nascita ci sono, quanti siamo lo sappiamo, che patologie anche abbiamo, specialmente i diversamente giovani, e questo mi preoccupa molto, ma glielo dico sinceramente, ma sono veramente preoccupata. Per fortuna che c'è il mondo del volontariato che sta mettendo le pezze dove riesce. Ma non sembra che, professor Avruscio, la politica deve lasciare spazio alla meritocrazia? Non le sembra giusto che forse dobbiamo fare dei passi indietro e capire veramente di mettere nelle poltrone giuste quelli che contano, quelli che devono poi decidere, delle persone veramente preparate, che le abbiamo, prima che perdiamo anche queste, che se ne vadano anche queste? Cosa dice, professor Avruscio? Guardi, sono pienamente d'accordo con questo. Non è un passo indietro, dobbiamo fare proprio un passo avanti in questo senso. Perché una società senza merito vuol dire un appiattimento generale per cui poi ognuno fugge e poi ne sono avvantaggiate poi le strutture private, perché le strutture private si accaparrano il meglio, no? Quello che insomma è lo specialista che è più bravo, lo specialista che insomma ne abbiamo di esempi, no? Ma invece questi specialisti devono rimanere nel pubblico. Ma come fare a farli rimanere? Vede, io le faccio un esempio che non è dei medici, ma tanto per fare capire. Un infermiere, perché anche lì è un mondo che insomma deve essere anche valorizzato. Un infermiere in un ospedale pubblico che fa le notti, che fa Pasqua, Natale, Epifania, turni, eccetera, prende 1.500 euro al mese. Ora, chiaramente l'infermiere ha anche una famiglia, ha figli da mantenere, da mandare a scuola. E allora nel momento in cui questo infermiere cambia dall'ospedale e va in un'altra struttura, magari privata, dove gli danno di più, oppure magari all'estero, perché adesso non c'è più una barriera linguistica, dove gli danno il doppio e il triplo, allora cosa fa un infermiere? Pensa anche alla sua famiglia, che ha un mutuo da pagare, che magari è monoreddito, e allora a questo punto lascia l'ospedale. E il pubblico si trova con una persona preparata, che ha fatto una formazione specialistica, se la trova in meno. E quindi questo si ripercuote anche per quello che riguarda i medici, perché anche i medici sono scarsamente valorizzati, ma anche come qualità della vita. Se lei chiede al collega anestesista che tipo di qualità di vita, perché poi tu il lavoro te lo porti a casa, quello che tu soffri sul campo di lavoro, che sono i rapporti con i familiari, con i pazienti, insomma non è che sei come il vetro che tutto quanto, no? Assorbi, te li porti anche a casa queste cose. Però se si va a vedere poi dopo un medico anestesista che ti guadagnerà 1.000 euro in più rispetto all'infermiere, 2.500 euro.
Ma quando per esempio un pediatra di libera scelta sul territorio te ne guadagna 10 e 15 mila, capisce che non c'è una proporzione, non c'è una... Allora le persone cosa fanno? Vanno all'estero. L'estero è pieno di italiani. In Inghilterra io dico che Londra è la città più a nord d'Italia, considerato il numero di italiani che sono a Londra. Ma io non ho tanti inglesi che lavorano nei nostri ospedali. Sentiamo anche come commenta, se ha voglia di commentare, dottor Farmia, quello che ha detto il professor Avruscio. Io ovviamente sono totalmente d'accordo col professore. Il problema è che nonostante quello che viene detto, propagandato, c'è un definanziamento della sanità pubblica e rispetto al PIL certamente non si sta investendo nella sanità pubblica e il numero di medici e infermieri che sarebbero necessari non c'è. Oltretutto appunto questi sono attratti da offerte migliori e allora qui abbiamo la risposta. Se non ci sono finanziamenti per le liste d'attesa, non c'è personale, è ovvio che queste non possono che aumentare. Questa è la realtà. Se glielo chiedessero, dottor Farnia, ritornerebbe a riprendere quell'attività che lei tanto amava, perché io so quanto amava la sua attività? Una delle risposte al quesito del professore è proprio questo. Questo lavoro si può fare solamente se c'è passione e soddisfazione a farlo, altrimenti se uno guarda la questione economica rispetto alla fatica e cerca di trovare un equilibrio, qua non lo trova. Solamente la passione per il mestiere, che è meraviglioso e che io riprenderei dal primo giorno subito senza pensarci, ma è solamente la passione per il lavoro, le soddisfazioni, le buone relazioni, la qualità del rapporto con i pazienti. Questa è l'unica cosa che giustifica questa fatica, non è certamente lo stipendio, il denaro, assolutamente. Avete capito come funziona? Avete capito? Perché io sono veramente molto dispiaciuta di non avere più questo medico, con questa passione, perché guardate, come ha detto il professor Avruscio, che quando entri in sala operatoria, me l'ha insegnato lei, bisognerebbe chiedere chi è l'anestesista, per cortesia, vorrei sapere anche chi è l'anestesista per essere sicuri. Noi non ce le facciamo queste domande, nessuno ci spiega mai niente, però invece il dottor Farmia ce lo spiegava l'importanza e avete sentito anche il professor Avruscio cosa ha detto, perciò anche noi dobbiamo imparare. Prego professore. Posso intervenire? Sì, vede, a volte non si tratta tanto di investimenti in più, perché per esempio per le liste di attesa si è investito di più, però sono cresciute. A volte è proprio il tipo di organizzazione, perché bisogna avere coraggio di fare una vera, seria riforma sulla sanità, perché si spenderebbe anche di meno, basterebbe avere un contratto unico. Noi le ho sempre detto, no, che sul territorio ci sono i liberi professionisti, convenzionati, in ospedali dipendenti, ognuno ha un contratto diverso dall'altro, invece di averne uno unico per mettere al centro il paziente. Però vede, il discorso qual è? Che la sanità, noi abbiamo a che fare con quello che io dico, con persone, con materiale umano, e la scuola e la sanità sono i due pilastri fondamentali di una società civile, ed effettivamente sono un po', come dire, lasciati a sé. Sono un po', quando si è trattato di tagliare, si è tagliato sulla scuola e sulla sanità, e questo insomma deve essere invertito. Ma stiamo facendo i conti con questo, professor Avruscio, stiamo proprio facendo i conti con questa realtà che ci troviamo tutti i giorni ad affrontare. Non va assolutamente bene e io spero veramente in un cambiamento, perché prima o poi il tappo scoppia e non c'è niente da fare, state attenti. Livio da Padova, vai Livio. Ciao Mirella, saluto i tuoi ospiti. Volevo rivolgere una domanda al professor Avruscio. Io ho una figlia che lavora all'UIOV, ha la laurea breve, infermiera diciamo, no? E mi dice sempre: papà, però siamo pagati poco, mi dice. Non sarebbe possibile, professore, che visto che la sanità pubblica
non assume medici e infermieri. Almeno quelli che ci sono pagarli di più, dare loro più soddisfazione in questo. Ecco, grazie. Volevo sapere da lei una risposta. Ecco, il cittadino che si pone questa domanda. No, beh, grande Livio. Professore? No, grazie per questa domanda. Il problema del pubblico che fa un'ottima formazione sia per i medici che per gli infermieri, però dopo questa formazione i medici e gli infermieri vanno via. Allora, quello che dico io non è che occorre uno stipendio maggiore, ma per chi lavora in sanità, se effettivamente la sanità è un bene primario per la società, e allora bisogna anche valorizzare questo personale. Valorizzarlo come? Per esempio facendo pagare meno tasse a chi lavora nella sanità, oppure per esempio quello di aiutarli, chi lavora nella sanità, per gli asili nido dei figli, per il percorso scolastico dei figli, quello di agevolare per esempio quando si tratta di comprare una casa, cioè costruire intorno al mondo di quelli che lavorano nella sanità quell'alone, come dire, che lo Stato dice: guardate che per me questi sono privilegiati, perché questi combattono contro la morte, perché questi agevolano la salute degli individui. Quindi io farei una cosa del genere, più che dire beh, guadagno di più, perché poi c'è sempre qualcun altro magari, no, che insomma non è soltanto una questione di stipendio, è proprio una questione di valorizzazione, di qualità della vita delle persone. Ci sono dei modi di intervenire, io intervenerei in questo modo. Le faccio un esempio. Per esempio, mio figlio è stato arruolato nell'Air Force americana. Allora, io quando sono andato a giuramento e siamo usciti dalla base militare di San Antonio in Texas, siamo andati in città. La gente che vedeva mio figlio, che si era appena graduato, insomma appena fatto questo giuramento, quindi era riconoscibile, lei non sa quante persone si fermavano a stringere la mano a mio figlio dicendogli grazie per servire il nostro paese. Allora, perché questo? Perché gli Stati Uniti, criticabili sotto tanti punti di vista, ma almeno mette in rilievo perché i militari hanno un'agevolazione sull'affitto delle case, quando se devono studiare loro e i loro figli hanno delle agevolazioni per i figli, sulla casa, su tutta una serie di agevolazioni, tra virgolette, chiamateli come volete, dei bonus eccetera, per cui la gente si attirano le persone a fare questo lavoro, e così dovrebbe essere per la scuola e per la sanità, e invece scuola e sanità addirittura arriviamo a picchiare i medici e gli infermieri nei pronti soccorso, insomma è una questione quotidiana, quindi vuol dire che non abbiamo quest'alone di protezione. Poi tra l'altro un medico, ti aspettano gli avvocati fuori, perché denunciare un medico ormai è all'ordine del giorno, poi dopo al 99% risulta nulla, però intanto si denuncia e il medico finisce sul giornale e poi deve pagare di tasca propria. Non siamo come i giudici, che quando un giudice sbaglia un processo paga lo Stato, quindi non abbiamo alcuna protezione, per cui a questo punto capisce che effettivamente la domanda di Livio è proprio va in questo senso. Professore, ma lei fa parte di un partito importante che ha il governo, cerchi di dirgliele queste cose, certo, qualcuno guardi, lo può dico a tutti i livelli. No, perché mi sembra che veramente, ecco, lei abbia anche le idee chiare su quello che si potrebbe fare, l'ascolto che si dovrebbe mettere e soprattutto dove investire. Speriamo che qualcuno capisca, perché io penso, poveretti diversamente giovani, penso anche ai giovani che hanno un futuro che è veramente con un punto di domanda enorme, lo sanno anche. Il problema è, per fortuna, che sono ottimisti. Ecco, questa è una cosa bellissima che sento, e qualcuno mi ha detto: vedrà Mirella che prima o poi il futuro sarà nelle nostre mani, bisogna aver pazienza, ma ce la faremo. Questo vuol dire essere ottimisti. Quello che invece noi non siamo ottimisti è su questo maltempo. Andiamo a vedere questo servizio a Fara di Soligo, poi sentiamo il CAI, perché si occupa anche di colline, non solo di montagne, e la vedo molto preoccupato, Presidente, però questo servizio fa capire, ecco, l'importanza invece di fare prevenzione. Andiamo a vedere. Fara di Soligo. Maltempo, Fara di Soligo.
Ma cosa è successo? Non mi avete anche parole. Cosa è successo? Tutto in un attimo è successo questa cosa qua. Tutto un attimo. Da niente vi siete Da trovati? niente mi sono trovata con l'acqua in casa così. Ma è la prima volta che capita? No, non è la prima volta, ma tanto così è la prima volta sì. Guarda che disastro. E tutto questo è capitato verso che ora? Le 3:30? No, sono adesso le 3:30. 2:30. Proprio una pioggia... A dirotto e... Non tanta pioggia qua non tanta pioggia, ha fatto Foligno tanta pioggia. Però dopo è arrivata tutto sul colpo. Tutto sul colpo, è uscito il siligo, l'argine del siligo, mi è arrivata da dietro. Disastro completo. Guardi, venga avanti. Stiamo intervenendo in diversi punti del paese. Su Farra, parte già colpita il 7 e l'8 luglio, in seguito appunto ad ulteriori frane che abbiamo nella zona collinare che hanno dato ancora delle difficoltà, e poi di fatto a Soligo è esondato completamente il Soligo, allagando la borgata di via Croda con danni anche importanti e rilevanti alle abitazioni, perché l'acqua entrava dal retro delle case ed usciva da davanti, quindi un bel disastro. E qui è il Soligo adesso? Adesso il Soligo so che ha avuto problemi anche a monte sull'abitato di Follina, e adesso siamo qui con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile e cerchiamo di dare una mano alle persone, perché parlando anche con i più vecchi qui del posto dicono che non hanno mai visto una cosa del genere. Non so cosa possa essere successo e non ho neanche idea di quanta precipitazioni siano cadute, ma io l'ho visto in diretta, era un nubifragio con un vento veramente fortissimo. Allora, dottor Abbruscato, montagne, colline, ma anche voi siete molto preoccupati, io vi vedo, non avete le risorse. Io direi che oltre a investire nelle armi dovrebbero investire anche nei Vigili del Fuoco. A me fanno veramente pietà questi sindaci poveretti con questa divisa di protezione civile, ma cosa possono fare alla fine? Sono sempre soli e poi vediamo uno, avete visto uno dei Vigili del Fuoco? Cioè non dovrebbe la politica anche qua, professor Abruzzo, ascolti bene. Sono qui, investire su quello che sono le necessità, perché io capisco la protezione civile, ma non basta. Noi abbiamo i Vigili del Fuoco che sono importantissimi, preparatissimi, assieme a voi fare delle squadre importanti. Però bisogna investire, non c'è niente da fare, non possiamo continuare così. Ma avete visto, andiamo a vedere le immagini anche del mulinetto della Croda, sono spaventose, eppure i segnali c'erano stati. Allora, dottor Abbruscato, cosa ci dice? Innanzitutto dobbiamo capire che tutto questo deve passare attraverso una presa di coscienza che deve coinvolgere tutti. Deve coinvolgere tutti e nessuno escluso, cioè qua il problema è enorme. Partiamo dal cambiamento climatico, partiamo dalle modifiche delle temperature, dal permafrost che sta sgretolando le montagne, dalle piogge che ormai sappiamo che hanno queste intensità improvvise in brevissimo tempo che mette a repentaglio l'ambiente. Per cui dobbiamo ritornare a governare il territorio, dobbiamo cercare di avere la cura che potrebbe anche significare che dobbiamo fare delle grandi rinunce, perché sennò il tornaconto poi è questo. Tornaconto è questo perché abbiamo visto, cioè la natura quando si mette in moto, quando sia con l'acqua, sia con le frane, ha una dimensione, una potenza tale che le opere dell'uomo non possono fermare. Il problema poi è che queste cose vanno a scaricarsi completamente sulle popolazioni che si trovano proprio lì sotto, e per cui abbiamo la signora che purtroppo si vede portare via tutto quello che è la vita, il patrimonio di una vita. Ecco, tutte queste cose certamente ognuno di noi deve fare il suo ruolo, deve compiere il suo. Questo è inevitabile, sia la politica, ma anche noi cittadini, ma anche noi CAI, Club Alpino Italiano, dobbiamo cercare
perché la prevenzione passa, come abbiamo detto, attraverso anche la conoscenza, l'informazione, sapere che i boschi devono fare i boschi, le frane devono essere frane, i torrenti devono essere torrenti e non possono essere racchiusi un alveo ristretto, perché poi quando esplodono senza nessun ritegno, per cui questo è una chiamata veramente alle armi, ma in senso positivo, invece di perderci in guerre inutili che fanno solo danni. Dovremmo impegnarci come società. Se noi pensiamo a quello che stiamo spendendo in armi, se lo dovessimo spendere nell'ambiente, forse avremmo creato un futuro per i nostri figli, per i nostri nipoti, cosa che invece stiamo mettendo veramente a repentaglio. Cos'è che la preoccupa di più, dottore? Mi preoccupa di più sia la superficialità che noi, e il fatto che non diamo peso a questa cosa, per cui non stiamo prendendo coscienza di questo. Anch'io sta sensazione. Per esempio noi come alpinisti adesso ci siamo resi conto che sono successi degli incidenti a delle persone che erano veramente delle persone cioè non esagitate, ma addirittura coscienziose, preparate. Perché? Perché si sono trovate di fronte a pareti di roccia che si stanno sgretolando. Questo ci sta preoccupando molto, cioè il fatto del permafrost che si sta riducendo, e per cui quello Spieghiamo che cos'è, perché magari a casa non lo sanno. È una parte di terreno che sta sotto la crosta superficiale, che ha una temperatura tale per cui rimane bloccato completamente tutto il terreno, le rocce, che vengono frantumate dagli inverni, dal gelo e tutto. Ecco, questo si sta sempre riducendo, per cui parti di rocce che prima erano tenute su, adesso vengono giù con niente. Questo sta creando dei grossissimi problemi. Io non me ne intendo, ma faccio un po' i conti così. Ma tutti questi trafori, queste gallerie, questa viabilità sotterranea a scavare, non è che la montagna a un certo punto dice anche basta, anche basta, perché mi sembra che il business abbia superato il buon senso. Ma se Cortina è quella, la perla delle Dolomiti, cosa vuoi farla diventare New York? Cioè, ma che senso ha? Ma dove vuoi andare a parare? Voglio l'aeroporto, perché così non faccio 3 ore, 4 ore, per fortuna che al momento è fermo. E la pista da bob, e tagliamo gli alberi, che poi anche se li ripiantano, esperti hanno detto non sarà la stessa cosa, è una cosa completamente... Ma c'è il buon senso? Oppure noi dobbiamo ascoltare e dire sì, ha ragione, ma che bravo, perché ce la raccontano bene. I numeri, hanno già i numeri di chi ci sarà. Sì, e dopo le fragilità, diversamente agili, non riescono neanche ad arrivare. Per loro lo sport è un'altra cosa, no, non abbiamo... Capisce, dottore, che faccio fatica poi a spiegare? Ecco, e anche a casa sentono e dicono il famoso "mi non vo combattere, tanto fa quello che vuole". Cioè, questo mi fa un po' paura. Cosa dice, dottore? Beh, sicuramente questo sì fa paura, questa cosa, ma mi fa più paura il fatto che abbiamo perso quel, diciamo, quel trait d'union tra chi vive la montagna, chi lavora in montagna e l'ambiente. Una volta si parlava del genius loci, cioè del genio del luogo. Il montanaro lo conosceva perché sapeva dove doveva costruire, sapeva quali sono le strade da fare, sapeva come doveva coltivare, dove doveva falciare. Adesso noi abbiamo perso questa conoscenza che è legata molto all'ambiente, e questo ci sta creando grossi problemi. Il problema della viabilità è importantissimo. Io dico sempre, noi dovremmo pensare un po' a una regressione felice, a rallentare, perché cioè, vediamo tutti adesso in montagna vanno correndo. Non c'è più nessuno che si guarda attorno, tutti guardano l'orologio per capire quanto hanno impiegato per fare quel percorso. Ecco, forse se cominciamo a ritornare a rallentare, a camminare e a osservare quello che ci sta attorno, forse faremo una grande opera. Professor Avruscio, dica a Tajani che bisogna rallentare, che l'ha detto anche il presidente del CAI, dobbiamo rallentare, non accelerare, dobbiamo investire. Ecco, queste sono le cose che abbiamo sentito questa
mattina dobbiamo fare prevenzione in questa meraviglia del paese che tutti ci invidiano e non riusciamo neanche a capire il valore che abbiamo 2 passi da casa, laghi, mare, montagna, di tutto e di più, in mano a gente impreparata, inesperta, ma che fanno parte dei cerchi magici della politica e hanno le poltrone. Professor Avruscio, ascolti la Mirella quello che dice. Sentiamo, dottor Farnia, come ci saluta, con quale messaggio? Ormai abbiamo finito il tempo, cosa vuole dire? Su quale argomento? Quello che vuole lei, scelta libera. Allora, rispetto a quello che diceva il professor Avruscio, una cosa per quanto riguarda gli anestesisti, visto che è stata la mia vita e la mia passione, e su quanto ha ragione sul fatto che noi non veniamo valorizzati, ma io temo che siamo noi che dobbiamo valorizzarci. Io ho avuto grandi amici primari di chirurgia veramente bravi, di cui ho grande stima e amicizia, e ho sempre detto a loro però che la chirurgia l'ha inventata l'anestesia, perché senza di noi avremmo potuto fare chirurgia di superficie, le amputazioni come si faceva nel 600-700 e nulla di più, perché solo mettere mano all'interno del corpo umano prevede che l'individuo che sta subendo questo debba sopravvivere, e chi è che lo fa sopravvivere? L'anestesista. I chirurghi spesso quando sentivano questa cosa sorridevano, ma questa è assolutamente la realtà. Se siamo arrivati a fare una chirurgia di cuore, di sistema nervoso centrale, o anche grandissime chirurgie di tutti i tipi, adesso robotica, laparoscopica, è perché questa persona riesce ad arrivare alla fine dell'intervento e soprattutto, come ho sempre pensato e detto io, deve arrivarci possibilmente meglio di come è entrata. Non è sempre possibile, ma questo è quanto l'anestesista deve fare ed è in grado, secondo me, di fare, anche con tutte le nuove tecnologie che abbiamo, di cui abbiamo parlato oggi. Grazie veramente, grazie dottor Farnia. Allora, visto che avevo detto dobbiamo fare un passo indietro, io vorrei farvi vedere questo bellissimo video che ha mandato il professor Avruscio, Il treno del sole, proprio con la regia del professor Avruscio, perché lui se ne inventa una al giorno, poi fa tantissime cose, cerca sempre di essere nel pezzo. Guardate cosa ci fa vedere. Prego. No, il video, il sole, regia, l'altro, Il treno del sole. Parte il treno, se ne va lontano per arrivare fino a domani. Porta occhi e volti scavati per la vita che gli ha segnati. Hanno tutti lo stesso nome. Sopra il treno del sole. Portano sguardi e valigie pesanti sopra quel treno. Gli emigranti lasciano casa, la piazza e gli amici, lasciano il paese delle radici, lasciano la terra dove sono nati per un pezzo di pane onesto e sudato, per la speranza di un lavoro, nel cuore lacrime, sulla fronte il sudore. Prega la mamma, la Madonna, i santi che li accompagnino. Gli emigranti sopra il binario, il treno sferraglia, saluta il mare, saluta la campagna, cambia il tempo ed i colori, cambiano la lingua ed i
sapori, passano i mesi e passano gli anni e la vita è sempre più pesante. Anche adesso che viene Natale stringono i denti e vanno avanti. Cari, vi scrivo che io sto bene. Nello scoppio che c'è stato io non c'ero, ma li conoscevo tutti quanti, quei morti nello scoppio, quegli emigranti. E a Natale più non torneranno a portare ai bambini il loro regalo. Ma anche Gesù Cristo, quando è nato, era dentro una capanna, come un emigrato. Se ne va lontano per arrivare fino a domani, porta occhi e volti scavati per la vita che li ha segnati. Hanno tutti lo stesso nome sopra il treno del sole. Portano sguardi e valigie pesanti sopra quel treno. Migranti. Professor Avruscia, ho ricevuto gli ospiti anche dei miei ospiti, penso faccia piacere. Ma ha portato questo video in Parlamento, professore, gliel'ha dato a Tajani che lo porti in Parlamento? Non credo. Lo farò. Ah, guardi che è una promessa, professore, guardi che è una promessa. Pensa faccia del bene, non del male, fa solo del bene, ricordi. Certo. Noi siamo italiani, no? Cosa dicono? Cosa dice qualcuno? Il Veneto è nostro? Allora andiamo a vedere, visto questo Veneto di una volta, cosa faceva, cosa diceva, come si lavorava. Ecco, è una cosa veramente incredibile. Dottore, cosa vuole dire lei sul soccorso alpino invece? Ma sì, visto poi la presenza importante di questi medici che hanno ricordato l'importanza di questa cosa, vorrei ricordare che come club alpino italiano una delle costole importanti è il soccorso alpino e penso che ognuno di noi debba veramente ringraziare queste persone. Ho saputo proprio l'altro giorno hanno fatto un soccorso sulla Tofana di Roses, che hanno lavorato tutta la notte per salvare 3 alpinisti, mettendo a repentaglio le loro vite. Cioè, questo bisogna ricordarselo sempre. Cioè, e tornando al discorso iniziale, il fatto di questa impreparazione, dobbiamo pensare che quando noi andiamo in montagna impreparati mettiamo poi a repentaglio la vita dei soccorritori che vengono a raccoglierci. Perché è successo più volte purtroppo, e per cui tutti noi dobbiamo rendere veramente un grazie a tutte queste persone che tante lavorano proprio a livello di volontariato, lasciano famiglia, lasciano casa, lasciano lavoro per andare a soccorrere le persone in montagna. Vede, dottor Abruscato, il dottor Farni ha detto una cosa importante: il mio lavoro era la passione, che accomuna qualsiasi ruolo che si fa. Se hai la passione, il volontariato è passione, chi me lo fa fare? Gente di 70-80 anni che cerca di aiutare il prossimo, è la passione, il rispetto del prossimo, i valori con i quali veramente sono cresciuti.
non possiamo lamentarci se non abbiamo i giovani nel mondo del volontariato, ma con quali valori li abbiamo cresciuti rispetto a una volta? Avete visto queste immagini? Io non so, a scuola non andrebbero fatte vedere queste immagini, è la loro storia, perché se sono diventati grandi è merito di queste persone, forse ci siamo dimenticati o che la politica ha dimenticato. Ecco, professor Abruzzo, come ci saluta, cosa vuole dire? Allora, intanto che proprio mi lasci dire che oggi lei è circondata da persone, mi riferisco alle persone in studio che non solo hanno un alto valore, insomma, di preparazione e competenze nel loro lavoro, ma quello che si diceva prima, dotati anche di una grande passione, perché solo la passione che non ti fa guardare l'orologio, che ti fa pensare al di fuori di te stesso e alla comunità. E quindi questo è il valore aggiunto che in qualsiasi cosa noi dovremmo avere. Poi mi preme sottolineare che proprio stamattina mi è arrivato un messaggio che sono stati stanziati 1.265 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. Quindi voglio dire, questo è a disposizione dei comuni proprio in questi giorni, quindi sarà anche una goccia, però è quella goccia che magari va a sostenere quello di cui si parlava. E io come vi saluto? Io vi saluto semplicemente augurandovi buona salute a tutti. Mi raccomando, se si candida, si ricordi di Sveglia Veneti, di quello che ha sentito, di quello che ha visto, e si ricordi di portare il filmato in Parlamento, che ci sveglino un pochino, perché mi sa chi si unfia in Baucai, dicevo qua in Veneto, professore. Mirella è nel mio cuore. Chi si unfia in Baucai. Grazie professore, grazie. Allora Grazie. Sentiamo Luciano, abbiamo Luciano in linea. Luciano? Eccolo qua Luciano, vai, sapevo io che chiamava. Buongiorno te e i tuoi ospiti. Ringrazio i dottori che veramente sono dei santi, miracolato. Io ho avuto il tumore alla prostata, anestesia, ho avuto l'aneurisma dell'aorta addominale. Se non saressimo qua al mondo, poi con quello che ho avuto anche in Svizzera, e poi mi viene da piangere perché io nel 61 che avevo 18 anni sono partito con una valigia di persone e mi è rimasto in manico su per le scale della stazione di Roma, e il signore Pechino ha legato 2 chilometri di spago e avevo già 2 fratelli e un cugino che è morto a Marcinelle nel 56, e io vorrei che l'immigrazione che viene in Italia e i signori politici, quando dico siamo andati anche noi all'estero, e quando arrivai a Briga eravamo una ventina di italiani, ci hanno fatto le radiografie, siamo stati fermi, e io vorrei che l'immigrazione che viene in Italia lo ribadiscono, e che i politici, prima di dire che siamo stati all'estero, che parlano con noi. Ho 82 anni, 4 mesi e 28 giorni e i miei fratelli sono tutti morti, e soprattutto mio cugino che è morto a Marcinelle nel 56. Altro che vengono qua e la casa subito, le baracche, Mirella, e silenzio, e se non sei contento di va a casa tua, comunque mi viene da piangere. Deve essere un po' più buono, però deve diventare con quello che te va a passare. Grazie, grazie. E Luciano, sai che ti voglio bene, anche se non condivido tutto quello che dici per queste persone che arrivano, poverette, sono nelle baracche, e tu lo sai che io li vado anche a trovare, e veramente mi sto domandando dove vogliamo arrivare e dove vorremmo andare a parare. Dottore, come ci saluta, dottore Abruscato? Beh, intanto con l'augurio che ci sia un po' più di umanità. Bravo. Prima di tutto. In montagna, come in pianura, come nel mare, perché la stiamo perdendo questo. Per noi, visto che avete cominciato con l'intelligenza artificiale, dico una cosa: la montagna è uno di quei pochi posti dove conta molto cosa pensi, cosa decidi, come ti muovi, e per cui non puoi chiedere all'intelligenza artificiale esatto. Che percorso mi fai fare oggi? No, sei tu che devi deciderlo. Ti dà un grande senso di libertà, per cui bene venire in montagna, bene frequentare la montagna, assolutamente, però prepararsi molto su questo, per tutto quello che abbiamo detto stamattina. Grazie, veramente grazie ai miei ospiti. Pubblicità.
saluto e ringrazio l'avvocato Luca Sprezzola, civilista, specialmente si occupa di lavoro, sentiremo cosa ne pensa anche della riforma Nordio, sentiremo cosa ne pensa di questi morti sul lavoro, tanta tecnologia, di tutto e di più, però i numeri stanno aumentando e preoccupano moltissimo. Cos'è la sicurezza nel lavoro, avvocato Sprezzola? Sì, allora, buongiorno a tutti. La tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro è una tematica adattata perché ci sono norme che esistono da molti anni. La problematica è che bisogna capire se vengono rispettate e applicate in maniera corretta e soprattutto se poi viene fatta una prevenzione da parte del datore di lavoro sul proprio luogo di lavoro e di istruzione e formazione dei lavoratori che devono andare a lavorare su questo luogo di lavoro. È tutto bello perché ci sono norme che vengono rinnovate e vengono comunque applicate, però perché abbiamo allora gli infortuni sul lavoro? Vuol dire che c'è un problema di fondo. Allora, il problema di fondo è solo di due tipologie, lasciando perdere ovviamente l'accidentalità dell'evento, che quella ci sta, può capitare. Uno, il lavoratore non è stato formato e quindi non è in grado di svolgere le sue mansioni di lavoratore. Di chi è la colpa? Del datore di lavoro, perché doveva formarlo adeguatamente e quindi si è preso il rischio di che questo lavoratore, lavorando, subisca un infortunio. Altro aspetto, il datore di lavoro, cerca di risparmiare costi o cerca comunque di farla franca e applica le norme sul lavoro in maniera molto leggera, magari non facendo sufficiente prevenzione, non adeguando il suo luogo di lavoro ai rischi che questo assume. E di chi è colpa lì? Anche qui del datore di lavoro. Quindi in buona sostanza negli infortuni sul lavoro, esclusa ripeto l'accidentalità, è quasi sempre colpa del datore di lavoro. Quindi noi ci troviamo di fronte a questi infortuni che sono a carico del lavoratore perché il lavoratore subisce le conseguenze più gravi. Ma vedendo nel concreto qual è la sua responsabilità, il più delle volte lui non ha responsabilità, subisce in maniera passiva quelle che sono le conseguenze di un non adeguato posto di lavoro. Cosa potrebbe fare il lavoratore? Rifiutarsi di lavorare? Sì, perché nel 2025, con la necessità di lavoro che c'è, il lavoratore va a fare anche lo schizzignoso nel luogo di lavoro dicendo sì, ma non mi hai adeguatamente formato, prende al volo il lavoro e si assume il rischio, poverino, di subire qualche conseguenza. Ma avvocato, siamo sicuri che nella carta è scritto tutto giusto, corretto, perfetto? Ma chi è che deve controllare? E siamo sicuri che c'è chi controlla nel momento che questo operaio arriva, questo lavoratore arriva, se si mette tutte le cose necessarie per essere in sicurezza, se le tiene tutta la giornata quando lavora? Perché io vedo nella carta è scritto tutto, ma io non vedo queste cose, ma addirittura vedo che nessuno nota. Io sono penso una delle poche che fa le segnalazioni. E per dire, ma io sono appena passato, ho visto questo, ma cos'è questa cosa? Cioè sono solo io che la vedo? Oppure ci sono delle realtà che magari anche come Mirella fanno, ma alla fine non abbiamo i numeri per farlo? Certo, allora i controlli sul luogo di lavoro spettano agli ispettori, allo SPISAL e agli organi adeguati per la vigilanza. È chiaro che però ognuno dovrebbe controllare il proprio luogo di lavoro, quindi il lavoratore cui non viene dato un DP, il dispositivo per la protezione individuale, dovrebbe rifiutarsi in quel momento di fare la sua prestazione lavorativa perché è a rischio. Quindi è lui stesso il primo che deve vigilare sul controllo. Lui non serve che eccepisca che io questo giorno non lavoro. Lui va a riferire all'addetto alla vigilanza, che c'è in ogni azienda, che mancano i dispositivi di protezione individuale e il lavoratore glieli deve fornire. Ma siamo sicuri che questi lavoratori, per lo più stranieri, sanno queste regole, queste norme, sappiano l'italiano, riescono a capire cos'è la prevenzione? Siamo proprio sicuri che lo sanno? Perché io vedo queste persone che lavorano nei cantieri.
purtroppo questo è un problema di fondo, nel senso, era quello che dicevo prima, ci deve essere prevenzione e formazione. È chiaro che la prevenzione e la formazione sta alla base dell'assunzione, ma se io ti assumo senza averlo fatto, il problema è che poi quando mi arriva il controllo, e il controllo mi può arrivare anche a spot, perché magari fanno dei controlli periodici in determinate aziende particolarmente a rischio, ma il più delle volte i controlli avvengono quando avviene il fatto. Quando viene fatto è troppo tardi. Abbiamo Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno all'avvocato. Allora, ottimo dibattito oggi. Allora, signor avvocato, io premetto che sono un dipendente di una ditta di pulizie, ok? Allora, le dico questo, innanzitutto noi la nostra ditta praticamente ogni anno o ogni 6 mesi, adesso non lo so, abbiamo l'aggiornamento del corso di sicurezza, eccetera. Allora, io premetto un'altra cosa, io purtroppo non posso salire a altezze sulla cesta, per il semplice fatto, perché prima non mi hanno fatto fare il corso perché soffro di vertigine, sicché lì io non devo toccare assolutamente, non devo salire sulla cesta, se non che colleghi che sono praticamente adeguati a altezze astronomiche, perché le pulizie si fanno anche sui vetri esterni delle ditte, ok? Ecco. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda l'assunzione nella nostra ditta di stranieri, il mio titolare è precisissimo. Sì, va bene stranieri, però devono sapere l'italiano, altrimenti non vengono assunti. Questo è un codice naturalmente che vale nella nostra ditta, adesso io non lo so nelle altre aziende. Ecco, però principalmente il mio titolare vuole essere sicuro. O sai parlare italiano o non vieni assunto nella nostra ditta. Punto e fine. E poi un'altra cosa, Mirella, ti ricordi, adesso l'avvocato lo saprà, per quanto riguarda il settore nostro, avvocato, fa parte delle categorie di come si chiama? È un lavoro il nostro usurante. C'è stata una signora che ha avuto il coraggio di dire che ha lavorato nella tua trasmissione, Mirella, mi ricordo questo, ha lavorato come pulizie non sapendo, e questa è ignoranza, che il nostro settore di pulizie è un lavoro usurante. La signora che si prenda tutti il libro dei lavori usuranti e vedrà che naturalmente compare anche questo. Ecco, adesso l'avvocato lascerò la parola e naturalmente mi darà qualche risposta. Grazie e buon fine settimana a tutti. Ciao Mirella. Ma non ho capito alla fine il lavoro usurante per questa persona che io ho avuto ospite, forse si riferiva a una signora che faceva le pulizie negli alberghi. Mi ricordo negli alberghi, io ricordo quella puntata, però si riferiva lei era, se non ricordo, cameriera di stanza, bravissima, ma era inquadrata come cameriera di sala. Però lì c'era un discorso diverso, nel senso la signora lamentava che doveva fare anche le pulizie, pur essendo in teoria inquadrata come cameriere di sala, e quindi dover fare solo servizio ai tavoli, che non avrebbe dovuto fare. Ecco, allora, circa quello che dice il nostro telespettatore, e il nostro telespettatore è corretto, è un lavoro usurante, ci mancherebbe altro. Adesso io mi sembra di aver capito che l'azienda dove costui lavora è anche bene attrezzata, perché forma i propri lavoratori, e coloro che non sono formati gli vieta categoricamente di fare lavori che non possono fare, tipo il nostro telespettatore che non può fare lavori ad altezza, conseguentemente gli viene vietato di fare. Ecco, mi permetto solamente di sottolineare il fatto che il suo datore di lavoro non assuma persone comunque straniere che non parlano la lingua italiana. Questo chiaramente non è discriminante, immagino che sia semplicemente perché è più facile comprendere gli ordini ricevuti e quant'altro. Questo non vuol dire che i lavoratori stranieri non siano formati. La formazione c'è comunque, probabilmente è solo un'agevolazione nella trasmissione diretta degli ordini. Ma sai, la formazione nel 2025, parlo proprio in Italia, perché i morti che abbiamo avuto tra il 2023 e il 2025, avvocato, fanno pensare, grande tecnologia, grandi attrezzature, e poi alla fine abbiamo dei numeri che fanno impressione. Prego. Certo. Allora, la prevenzione è molto importante ed è una cosa che riguarda il datore di lavoro. Premettiamo questo, non riguarda il lavoratore. Il lavoratore si presenta presso il luogo di lavoro chiedendo di essere assunto. Lui magari non conosce neppure
l'interno dell'azienda. Quindi il datore di lavoro deve essere colui che inquadra il lavoratore, gli dà le istruzioni necessarie all'interno della propria azienda e il tutto viene trasfuso in un documento che si chiama documento di valutazione dei rischi, che si chiama LDVR, che solitamente fa un professionista esterno incaricato dal datore di lavoro, ma comunque fa capo al datore di lavoro. Perché fa capo al datore di lavoro? Perché ogni azienda è la propria casa, quindi ognuno si personalizza la casa. Mirella, casa sua sarà sicuramente diversa da casa mia, quindi all'interno della propria abitazione, in questo caso luogo di lavoro, io, datore di lavoro o professionista che io interpello, so quali sono le attività che svolgo, so quali sono i pericoli, quindi li devo identificare. Sulla base di questi devo dare la formazione al mio lavoratore. Vladimiro da Rovigo, ciao Vladimiro. Ciao, vado velocissimo perché è tardi. Allora, io ho fatto per un bel po' di anni l'operaio, seminari di ferrovia a fare manutenzione, no? Tre casi, ma velocissimi. In una stazione tra Bologna e Padova, lavori di manutenzione sul terzo binario, tutte le procedure di sicurezza fatte alla perfezione. Purtroppo, poveretto, il capo squadra, ferroviere, attraversa i binari per andare nella stazione e al primo binario viene investito un treno e muore. Un altro caso a Brandizzo, che ieri ha fatto la sentenza, cioè che ha fatto nei telegiornali, no? Lì il capo squadra della ferrovia, lui doveva telefonare prima di far scendere gli operai alla più vicina stazione per chiedere se tutti i treni, quelli ordinari d'orario e eventuali straordinari, era passato. Dopodiché faceva scendere, non l'ha fatto, arriva un treno non previsto e ammazzava gli operai. Ultimissimo, quando si rompeva una rotaia per far passare i treni, lentamente si metteva delle tavolettine, delle solettine di legno, però i treni, dove andava piano i treni a 4 km all'ora, vicino lì a Milano, e ha messo quelle tavolette lì dove che passava i treni a 120 all'ora, ma sì che è lo stesso, è passato un treno ed è tagliato e che sta morto anche lì. Cioè, faccio per dire che tra le cause dei morti, che a volte purtroppo anche la superficialità o la faciloneria di chi lavora, perché per esempio nel primo caso era tutto previsto e tutto preciso, e però quel poverino è morto per disattenzione. Ecco, mi dico, ma esiste la possibilità che per legge e per controllo tutti i casi, perché in questo caso qua non ha colpa il datore del lavoro, stai operai a sbagliare, tutti i casi possa essere previsti e salvare la vita agli operai, oppure bisogna anche rassegnarsi, purtroppo, che a volte capita perché per mille motivi che però non è da addossare al datore del lavoro, ma ad altri casi come questi qua a sbagliare gli operai. Grazie, buongiorno, ciao. Grazie a te Vladimiro, prego avvocato. Sì, allora nel caso specifico ha citato 3 episodi e tutti e 3 con effetti mortali. Conseguentemente io posso dire come legale che d'ufficio si apre un procedimento a carico del datore di lavoro, perché deve essere accertata effettivamente se lui ha rispettato tutte le norme di sicurezza. Non tutti i procedimenti penali terminano con una condanna del datore di lavoro. È chiaro che può capitare l'evento accidentale come quello che si era visto, come può anche capitare che ci sia la colpa comunque del lavoratore che magari ha sbagliato qualcosa. Per esempio, nell'esempio che faceva il telespettatore, il posizionare questi oggetti sui binari e hanno fatto deragliare il treno, ovviamente sicuramente non gliel'avrà detto il datore di lavoro, mettili. Quindi è ovvio che c'è stata un'imprudenza da parte del lavoratore. Fatto sta che però, se ci sono dei morti e c'è un cantiere aperto, chi risponde giuridicamente e anche con la propria assicurazione è colui che è il responsabile del cantiere. Chi è il responsabile del cantiere? Se lui lavorava per le ferrovie, sarà la ferrovie. Cioè, comunque risponde il datore di lavoro, risponde l'ente che ha in quel momento la custodia del cantiere. Pur se è colpa del lavoratore, è ovvio che è marginale la cosa. È marginale. Avvocato Sprezzola, parliamo della riforma Nordio. Lei come la vede? Lei proprio come persona, poi diciamo come avvocato, ma come persona?
Grazie per questo assist e questa precisazione. Allora, facciamo così, do prima una risposta come legale, poi do una risposta personale. Allora, come legale, il principio della separazione delle carriere dovrebbe basarsi sui presupposti per cui vigono le normative sulla magistratura e quella sui liberi professionisti e gli avvocati, ovvero sia l'imparzialità. Quindi, se uno è imparziale perché per principio deve rispettare questo, si può benissimo unire le carriere. Pertanto io parto sul presupposto che se sono avvocato, quando faccio l'avvocato mi attengo alle norme e mi attengo al mio, quando e se divento magistrato sono imparziale, mi attengo alle norme e non faccio nulla. Poi vabbè, adesso svesto le parti dell'avvocato e vesto le parti del cittadino. Da un punto di vista pratico è anche logico, anche, come si dice, a pensare male spesso ci si indovina, no? Allora, come si può pensare che un legale che è stato magistrato fino al giorno prima in un determinato tribunale o comunque ha avuto una carriera magari famosa, quindi conosce altri colleghi magistrati, un giorno decide di fare l'avvocato e non fa più il magistrato, si trova ad affrontare delle cause in tribunale con quelli che fino al giorno prima erano dei suoi ex colleghi, come si può pensare che da profano, senza voler insinuare nulla, non vi sia una sorta di preferenza, timore reverenziale o quant'altro? Io credo che sia questo il dibattito attuale. Tutti temono questo e forse compresa la Meloni, mi sembra, vero? Compresa la Meloni, che infatti non è molto che non è molto d'accordo a fare questa riforma. Ho detto tutto, credo. Ha detto tutto. Avvocato, però cosa fare? Questi processi lunghissimi, enormi, abbiamo visto anche delle assoluzioni con molti punti di domanda. Ma cos'è la giustizia nel 2025? Ecco, perché è una parola che facciamo fatica a capire, ma c'è giustizia quando arrivi in tribunale? Siamo proprio sicuri di essere difesi o dobbiamo veramente sempre pensare che Dio ce la mandi buona a trovare? L'avvocato fa così con la testa, come quando andiamo al pronto soccorso, chissà che ci sia un medico bravo, giusto? Perché veramente abbiamo dei punti di domanda molto importanti. Sì, vorrei partire dicendo questo: se qualcuno di voi è mai entrato in tribunale o semplicemente ha visto un servizio su un'aula di un tribunale, ne appaiono spesso dei servizi televisivi su questo, vede che dietro la scrivania del giudice c'è una frase emblematica che è: la legge è uguale per tutti. Sulla base di questo uno direbbe: bene, allora se io non sono a posto, se non ho colpa non posso essere condannato perché la legge è uguale per tutti. In realtà la legge è uguale per tutti non è un principio di natura oggettivo, è un principio di natura soggettivo, nel senso che la legge deve essere applicata con cum granum salis, si dice, nel senso, proviamo a pensare alla normativa, faccio semplicemente un esempio chiaro in modo tale che la gente capisca, la normativa sulle locazioni. Le locazioni, abbiamo un locatore, colui che ti affitta il locale, e hai il conduttore, che è colui che riceve il locale, paga il canone e ha casa tua in detenzione. La normativa sulla locazione è totalmente a favore del conduttore, perché viene ritenuto il soggetto debole. Parlavamo prima del rapporto di lavoro. Datore di lavoro, lavoratore. Chi è il soggetto debole? Il lavoratore. Quindi dov'è la legge uguale per tutti? Non è la legge uguale per tutti, perché per realizzare questa condizione oggettiva bisogna spostare la bilancia a favore del soggetto debole per poter riequilibrare la legge uguale per tutti. Questo per farvi capire che la legge viene applicata in maniera diversa, con lo scopo che sia poi uguale per tutti. Quindi il soggetto debole viene privilegiato. Però è anche vero che le leggi che applicano i giudici sono state fatte in Parlamento. Il giudice la applica a discrezione, è anche vero, ma è una legge che è stata fatta in Parlamento dalla politica. Però il cittadino fa fatica a prendersela col Parlamento e coi politici, la prende sempre col giudice. Forse ci sarebbe qualcosa da capire, o sbaglio, avvocato Sprezzola? Ci sarebbe da fare una sana informazione sul punto, perché io so dove vuole andare a parare lei. Di recente l'argomento che è principe in questi casi, giusto perché prima avevo citato le locazioni, è: mi occupano casa mia, mi devo stare anche su un angolino, me la occupano abusivamente e io devo stare anche zitto.
Ecco, qui non c'è una legge, non è stata fatta, eppure io mi trovo senza la casa perché me l'hanno occupata e non posso fare niente. Ecco, sembra che di recente, anche senza il sembra, è stata fatta una normativa con il decreto sicurezza nel 2025, in virtù della quale le procedure per ottenere indietro le case occupate illegittimamente sia stata accelerata. Vedremo. Cosa succede adesso, ad esempio, se viene attuata veramente, messa in pratica questa legge? Cosa cambia concretamente? Che i tempi si dovrebbero restringere, sono emblematici, esatto, si dovrebbero, perché prima attendiamo le applicazioni pratiche, poi quando attendiamo le applicazioni pratiche vediamo se l'attuale tempo che un locatore deve aspettare per avere indietro la sua casa, 2, anche 3 anni, si riduce a 2-3 mesi. Nella mia speranza una procedura che dura 3 anni, già ridotta a 1 anno, vuol dire una riduzione di 2/3, sarebbe già un guadagno notevole. Lei ha adoperato un congiuntivo, dovrebbero, perché in realtà non sapremo come andrà a finire. Fino a che non si verificheranno i primi casi non potremo mai dire se effettivamente la procedura si è accelerata nei tempi o meno. Avvocato Sprezzola, come ci saluta? Ormai il tempo è terminato, ecco, che messaggio vuole lanciare questa mattina proprio in fatto di giustizia, questa giustizia a 360 gradi? Prima abbiamo avuto Egle Possetti col Ponte Morandi che cercano ancora di avere giustizia, passano gli anni, questi stanno ancora comitati combattendo, ma non è che vedono la luce nel tunnel, però vanno avanti con la speranza che arrivi la giustizia. Prego. Io vi lascio semplicemente con un messaggio di augurio. Mi auguro, prima di tutto, che non abbiate mai bisogno di un avvocato nella vostra vita contro i miei interessi. Grande avvocato Sprezzola. Perché vuol dire che non avete problemi. Se vi dovete avere a che fare con un legale, auguriamoci che le norme di legge vengano applicate in maniera rigorosa dai giudici e non vengano applicate in maniera discrezionale o magari in maniera sbagliata, perché sennò iniziamo ad andare in un secondo grado di giudizio, in un terzo grado di giudizio e poi nell'esempio delle case aspettate che casa vostra venga restituita a voi sperando che sia ancora integra e sia ancora la vostra casa in un tempo ragionevole che non è inferiore ai 3, 4, 5 anni. Più di così non poteva dire l'avvocato Luca Sprezzola, civilista che è stato con noi. Grazie veramente, grazie anche a voi. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. E così siamo arrivati anche al contorno di Natale, che è il tortino di spinaci con parmigiano e sedano. Avremo bisogno di alcuni spinaci freschi, della noce moscata, delle gambe di sedano, un po' di parmigiano a scaglie e un pochino di burro fuso e della panna. È un piattino simpatico che inizieremo a preparare prendendo il sedano che avremo in precedenza lavato ben bene, gli togliamo i fili in modo che sia più morbido quando lo mangiamo e lo tagliamo in piccole rondelline che andremo a scottare nell'acqua che abbiamo messo su in precedenza, in un'acqua leggermente salata, e li scotteremo appena appena. Devono restare belle al dente queste costine di sedano. Questo lo facciamo dopo. Poi prendiamo le nostre foglie di spinacio, gli togliamo il gambo e scegliamo tra i vari spinaci le foglie un po' più grandi, perché ci serviranno da contenitore esterno per il nostro tortino. Queste le teniamo un attimino da parte, poi prendiamo un altro po' di spinaci, li tritiamo grossolanamente, eliminando anche a questi il manico, e dopo aver scottato il sedano, nella stessa acqua del sedano andremo a cuocere gli spinaci. Scottiamo un attimino il sedano, come abbiamo detto in precedenza,
Bastano 2 minutini. Il nostro sedano è diventato bello croccante, lo togliamo e uniamo i nostri spinacini, eppure questi devono cuocere un minutino, poi li scoleremo e andremo a condirli in padella. Gli spinaci sono pronti, ora andiamo a mettere un goccetto di burro in una padellina e ci uniamo gli spinaci. Questi adesso li lasciamo andare un minutino per conto suo. Nel frattempo prenderemo le foglie di spinacio che abbiamo ottenuto in disparte e con un po' di attenzione andremo a sbollentarle un attimino nell'acqua che ancora bolle, ma deve essere proprio un attimo, perché devono semplicemente ammorbidirsi. Poi le stendiamo su un canovaccio, ora vi farò vedere più da vicino l'operazione, in modo che perdino l'acqua. Le apriamo leggermente e poi andremo a comporre il nostro tortino. Ora componiamo il tortino. Con un pennello e un po' di burro fuso spennelliamo leggermente l'interno di questo contenitore, ma vanno bene pure quelli più semplici in alluminio, qualsiasi contenitore che possa andare in forno. Poi prendiamo le nostre foglie, mediamente ce ne vogliono circa 3 per ogni tortino. Le appoggiamo all'interno e creiamo la base per il tortino. Vedete? Prendiamo i nostri spinaci, li insaporiamo con 2 scagliette di parmigiano, un pizzico di noce moscata e, se è il caso, un goccio di panna per renderli belli cremosi. Giriamo un attimino il tutto. Di sale sono già stati corretti, quindi il sapore c'è, e facciamo il tortino fino a metà con questo composto. Ci fermiamo un attimo, prendiamo il sedano, facciamo uno strattino di sedano, premiamo leggermente in modo da non avere dei vuoti d'aria, richiudiamo con un altro po' di ripieno, altre 2 scagliette di parmigiano e chiudiamo il tortino con le foglie che abbiamo lasciato debordare all'esterno dello stampo. Premiamo leggermente e quando abbiamo preparato 3, 4, 6 di queste coppette le mettiamo in forno a 180-200 gradi per 4 o 5 minuti, il tempo che il tortino si scaldi anche internamente. Abbiamo fatto scaldare i nostri tortini, quindi ora prepariamo il piattino. Vogliamo decorarlo leggermente con 2 fogliette di spinacio tenute a parte. Ci prepariamo una piccola foglia di sedano. Ecco qua, prendiamo il nostro tortino, avendo imburrato lo stampino si toglierà con estrema facilità, una fogliolina di sedano in superficie, un piccolo filo d'olio e io direi che questo piatto è un giusto accompagnamento con il nostro tacchino che vi abbiamo presentato ieri e siamo quasi arrivati al dolce.